Buon lunedì 3 aprile 2023, puntuali sono le 12 in punto, nuovo appuntamento con la prima edizione di Antenna 3. Iniziamo questa settimana con tante notizie, tanti aggiornamenti di cronaca di cui darvi conto, e poi ci sarà anche spazio per spunti di riflessione su tanti temi. Grazie ai nostri ospiti ci sarà lo spazio poi per il dibattito politico, temi nazionali, ce ne sono davvero tanti, a partire dal PNRR passando per l'emergenza migranti, e poi ci concentreremo sulle prossime amministrative a Treviso con temi strettamente legati alla città. Tutto questo fino alle 14:30, ma iniziamo subito presentandovi il sondaggio di questo lunedì, che verte su uno dei temi proprio in discussione in queste ultime settimane: carne sintetica e farina di grillo, giusto difendersi? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626691. 0422 1626690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo, e anche se sentite occupato non preoccupatevi, perché la vostra risposta verrà correttamente registrata all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Ma iniziamo con la cronaca che arriva dal Padovano, da Monselice per l'esattezza, dove si sono vissuti momenti di paura ieri per una bambina di 4 anni azzannata da un cane mentre stava passeggiando con i genitori. Non è in pericolo di vita, ma di sicuro ci vorrà del tempo prima che le ferite guariscano, così come la paura e il terrore. Una bambina di 4 anni ieri pomeriggio è stata azzannata al volto da un cane pastore australiano scappato dal giardino di un'abitazione. L'aggressione è avvenuta in via Cavallino a Monselice, al confine con il comune di San Pietro Viminario, lungo una strada di campagna. La bambina stava passeggiando con i genitori. All'improvviso il cane è uscito dal cancello aperto perché stavano entrando delle persone e ha puntato la piccola, attaccandola al volto. La morsa alla bocca, al mento e alle gambe. I soccorsi, allertati dai genitori della bambina, sono arrivati subito dal vicino ospedale di Schiavonia, ma viste le ferite è stata trasportata in pediatria a Padova. La prognosi è ancora riservata, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti sul posto per individuare i padroni che avevano in custodia il cane e capire se l'animale era stato vaccinato. Ancora un incidente sulle strade della nostra regione, nel Vicentino, a Lusiana, un fuoristrada finisce nel burrone, sembra per un guasto ai freni, 2 le persone ferite. Paura domenica sera per una coppia finita con l'auto in un burrone in Contrà Cunchele, a Lusiana Conco. Feriti gli occupanti, un uomo e una donna. I 2 erano a bordo di un fuoristrada e stavano percorrendo una discesa con forte pendenza, quando si sono guastati i freni e il veicolo è finito dritto in un dirupo. I primi a dare soccorso sono stati alcuni amici che seguivano la coppia su un'altra auto. I vigili del fuoco, arrivati da Asiago, hanno collaborato ai soccorsi sanitari del personale del SUEM 118, estraendo la coppia dall'abitacolo. Entrambi i feriti, fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Sul posto, per rilevare il sinistro, i carabinieri. 280.000 euro nascosti nella motrice di un autoarticolato. I contanti sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso durante un controllo all'uscita del casello autostradale di Preganziol. Dopo le prime operazioni di controllo sulla merce trasportata, il cane antidroga delle Fiamme Gialle ha segnalato la possibile presenza di stupefacenti nella zona appunto della motrice. I finanzieri hanno dunque perquisito l'abitacolo del mezzo, al cui interno, sotto il letto dell'autista, in sacchetti di cellophane sono stati scoperti 280.000 euro. Sull'origine e la destinazione del denaro il camionista ha dichiarato di averla trovata casualmente per terra all'interno di una busta chiusa poco prima di iniziare il viaggio, e si sarebbe reso conto del suo contenuto solamente durante la perquisizione. La ricostruzione dei fatti poco attendibile e l'assenza di logiche spiegazioni sul possesso del contante ha indotto i finanzieri a sequestrare la somma e a denunciare l'autista alla Procura della Repubblica di Treviso per ricettazione. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Verona Fiere, dove ieri si è inaugurato, c'è stato il taglio del nastro ufficiale alla presenza del governatore Zaia insieme
a 4 ministri, seconda giornata di Vinitaly. Oggi è il giorno della Premier Meloni, è arrivata questa mattina a Verona Fiere. Allora ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato, che dovrebbe essere insieme proprio al governatore Zaia per gli aggiornamenti di questa seconda giornata. Buongiorno Lucio, buongiorno al governatore Zaia. In diretta qui dal Vinitaly di Verona, e siamo con il presidente Zaia. Come vedete tantissime le persone che tendono di fermarlo e lo salutano. Ecco che attendiamo ancora un attimo un paio di selfie. Vedete che veramente è un'ovazione per il Presidente. Presidente, intanto intanto buongiorno, un dato per quanto riguarda questo Vinitaly, ancora una volta grande successo del vino italiano. Sì, grande successo per il vino italiano, grande successo per le bollicine, in particolare per il Prosecco. Beh sì, questa è la fiera del mondo, è l'edizione del secolo, abbiamo 4.000 espositori, siamo davanti a più di 1.000 top buyers da 68 paesi, raddoppiati rispetto all'ultima edizione, e poi c'è un dato del quale non si parla mai: il 36% dell'export nazionale è export veneto, 2 miliardi e 800 milioni di vini che noi esportiamo nel mondo. E dall'altro c'è da dire una cosa importante, che rispetto a tutto questo noi abbiamo da ricordare che la classifica mondiale ci dice che al primo posto c'è la Francia, secondo l'Italia nelle esportazioni, terzo ovviamente la Spagna, al quarto posto il Veneto, seguito dall'Australia e dal Cile, per dare una dimensione di quale sia il vigneto del Veneto, quanto grande sia. Ecco, però c'è anche da dire che secondo i dati Nielsen emessi la scorsa settimana c'è una contrazione nella vendita internazionale dei vini rossi, quindi di alta gradazione, a fronte invece di un aumento dei vini un po' più leggeri. C'è un più 8% previsto per il Prosecco, tanto per intenderci, in una contrazione del 15% mondiale. Questi sono corsi e ricorsi storici, come direbbe Giambattista Vico. La verità è che poi noi abbiamo un'offerta di vini che è unica. Come Veneto peraltro abbiamo 53 denominazioni, abbiamo anche la più grande denominazione al mondo, che è rappresentata dal Prosecco, e basti ricordare che di quel miliardo di bottiglie di Prosecco DOC e di OCG nel mondo noi rappresentiamo una bottiglia di bollicine su 3. Quindi insomma mi sembra che, e poi un trend costantemente in crescita, anche se l'ultima volta ha detto attenzione, non durerà in eterno, quindi il lancio alle colline UNESCO è stato quello di dire puntate anche sul turismo. Beh sì, binomio prodotto-territorio sembra il binomio vincente, va investito su questo, va seguita questa direzione, e direi che ci sono tutti i presupposti per crescere ancora di più. Non a caso siamo i primi produttori di vini a livello nazionale, 12 milioni e 600 mila ettolitri, ma siamo anche i primi per turismo a livello nazionale, con 73 milioni di presenze turistiche, e pensi solo che la prima industria in Veneto è il turismo, con 18 miliardi di fatturato. Ecco, lei viene da una conferenza con la DOCG appena conclusa. Qual è, diciamo così, la sorpresa che tiene nel cappello? Non posso dirlo, ma insomma... C'è qualcosa sulle DOCG? Sulle DOC? Sulla DOCG sarà insomma una bella sorpresa. Senta, altre due domande che un po' esulano. Come giudica l'affermazione del ministro Lollobrigida su come dire, quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza, che invece dovrebbero andare a lavorare sui campi? No, ma lui ha detto una roba molto più articolata, ha detto nobilitiamo il lavoro dei campi e facciamo capire che anche a quelli che dicono di non trovare lavoro, che magari percepiscono il reddito di cittadinanza, che anche questa è un'opportunità. Basterebbe guardare i dati, i giovani che investono e entrano in agricoltura sono molti, probabilmente qualcuno magari va ancora più incentivato a guardare anche questo comparto. Ecco, senta, tra l'altro c'è anche l'allarme lanciato da Gian Michele Passerini sulle 10.000 diciamo così, esigenze per quanto riguarda il mondo agricolo, e nel Click Day appena 44.000 possibilità in tutta Italia. Come si può venirne a capo? Ma con il buon senso, incrocio domanda dall'offerta, ovviamente sto guardando l'occupazione prima dei nostri cittadini, dopodiché un po' di formazione magari quelli che dicono. La formazione ci mancherebbe altro, però è fondamentale che poi si diano anche risposte alle imprese. Senta, poi l'ultima cosa, questa mattina lei si è incontrato con la Presidente del Consiglio, cosa vi siete detti per il caso Marcato? Non abbiamo proprio minimamente parlato, zero assoluto. No, anche perché c'era è un caso che non esiste, e quindi la chiuderei qui, non c'è un caso. E allora cosa vi siete detti, visto che vi siete incontrati? Abbiamo parlato dell'attività del Vinitaly, abbiamo parlato sinceramente solo di quello. Grazie Presidente, linea allo studio.
Grazie a Lucio Zanato e grazie al Presidente Zaia. Naturalmente questa sera vi aggiorneremo anche sulle parole, sulla visita della Presidente Meloni a Verona. E torniamo anzi alla cronaca, perché si terranno mercoledì pomeriggio a Sant'Urbano i funerali di Alina Crenicean, la giovane mamma morta nell'esplosione della sua abitazione la settimana scorsa. Nel frattempo continuano le indagini per chiarire le cause dello scoppio. Ci sarà tutta la comunità di Sant'Urbano alle 15:30 nella chiesa del paese. Tutti si stringeranno a Michelangelo Negrello e i suoi 2 figli nell'addio ad Alina Crenicean, la giovane mamma di 37 anni, morta domenica 26 marzo nell'esplosione della villetta che la famiglia aveva sognato e realizzato. Erano le 8 quando la donna, scesa al piano terra per preparare la colazione, ha inconsapevolmente innescato l'esplosione causata da una fuga di gas. Il marito e i figli di 3 e 9 anni si sono salvati perché in quel momento erano al primo piano, grazie al provvidenziale intervento del fratello e di un vicino di casa che li hanno tirati fuori dall'abitazione nel frattempo andata in fiamme. Sull'episodio la Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo di indagine per i reati di incendio, crollo e omicidio colposo. Per la famiglia di Alina continua la raccolta fondi avviata dalla Proloco di Sant'Urbano. Attorno a Michelangelo e ai suoi figli si sono stretti i 1900 abitanti di Sant'Urbano, che saranno al loro fianco anche mercoledì. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Magda Monesi, l'85enne investita venerdì pomeriggio nel giardino della sua abitazione in via Porta Valesella a Monselice dal furgone in retromarcia guidato da un amico. L'uomo, 57enne dipendente comunale, è indagato. Venerdì, entrando nel vialetto dell'abitazione dell'anziana, l'ha travolta con il suo furgoncino, probabilmente perché la donna, uscendo di casa, si è infilata in un angolo cieco impossibile da vedere dagli specchietti retrovisori laterali. L'indagine servirà per chiarire la dinamica. Il pubblico ministero non ha ancora deciso se disporre l'autopsia. E restiamo nel Padovano con vandali in azione all'ex base di Bagnoli di Sopra, danneggiato il set della fiction del regista Luca Guadagnino. Non è stato rubato nulla, l'intento era solo quello di mettere a soqquadro e danneggiare il set cinematografico. Vandali in azione all'ex base militare di San Siro a Bagnoli di Sopra, famosa per essere stata per anni un hub di prima accoglienza dei migranti, e poi set della miniserie We Are Who We Are del regista Luca Guadagnino, che all'interno del sito aveva ricreato gli ambienti di una caserma dei Marines. I vandali sono entrati rompendo una finestra e hanno rotto anche una porta, gettando all'aria libri e scaffali della biblioteca di scena. La foto dell'incursione è stata pubblicata nella pagina Facebook di un cittadino di Bagnoli, Diego Boscarolo, che ha denunciato l'episodio di vandalismo. Sono in corso indagini della polizia locale per risalire agli autori del vile gesto. Adesso la cronaca ci porta nel veneziano a Mestre con un'azione contro lo spaccio in via Piave, zona caldissima della città. Ci racconta tutto in diretta il nostro Guido Barbato. Buongiorno Guido. Parlare di questa ordinanza del sindaco Brugnaro. Siamo venuti proprio al centralissimo quartiere di via Piave per vedere un po' com'è la situazione del traffico collegato appunto alla mobilità leggera, ovvero ai monopattini e alle biciclette elettriche in questo specifico caso, visto appunto l'ordinanza del sindaco. Ma per analizzare un po' questo provvedimento, per parlarne, vedere se sarà veramente utile, sembra di sì, di primo acchito, ne parliamo con chi in questo quartiere ci risiede e che in questo quartiere è un po', diciamo, una sorta di, non dico sentinella, ma di avvistatore delle cose che succedono, ovvero Giampaolo Conte. La sua pagina Facebook e Robe del quartiere Piave è seguitissima da tutti coloro che vivono e non solo in questo quartiere. Buongiorno Conte. Buongiorno. Allora, che ne pensa? Non è esattamente una novità questa ordinanza del sindaco Brugnaro, però aggiunge un particolare in più nel fermare possibilmente gli spacciatori. Come la vede? Ma io la vedo bene, anche perché il 16 di marzo decadeva questa ordinanza, adesso è stata rinnovata con la novità di ostacolare anche la corsa delle biciclette, sia quelle normali che quelle elettriche. Lei che le vede in quartiere, possono essere effettivamente in mano a persone che spacciano? Ma certamente io li vedo, le biciclette a noleggio soprattutto sono in mano, diciamo, a persone diversamente bianche, ecco.
e naturalmente anche i bianchi che hanno bisogno, sicché gli italiani che hanno bisogno di spostamenti rapidi e che non hanno una bicicletta propria. Però sui marciapiedi, in tutte le zone, le aree ristrette dove non si potrebbe andare in bicicletta, diciamo, vengono usate costantemente, e sicché è molto probabile che vengano usate anche per gli scippi, perché le vecchiette, gli anziani si trovano sui marciapiedi di solito, non vanno in mezzo alla strada. Quindi se non viaggiano sulle piste ciclabili c'è da cominciare a pensare male. Sì, ma il centro, diciamo, piste ciclabili non è che ce ne siano tante, soprattutto qua in via Piave la pista ciclabile non c'è, di conseguenza il marciapiede è il luogo preferito di questi individui, diciamo, sicché il cercare di bloccare questo traffico va molto bene. La pazienza dei residenti è da tanto tempo al limite, se non finita, per quanto riguarda appunto l'attività di spaccio. Appena calano le luci del giorno, molti si accorgono di quello che succede in questo quartiere da molti anni. Sì, beh, ormai il limite è già stato superato, ormai siamo proprio agli sgoccioli, qua non si può sopportare ulteriormente questi scippi e queste cose che vengono fatte, diciamo, in questa nostra Mestre. Ecco, a parte il quartiere che qui è molto attenzionato, perché le forze dell'ordine sono quasi sempre presenti, soprattutto in questo ultimo periodo poi che è stata intensificata la presenza sia di carabinieri che di altre forze. Però noi siamo già alla fine della sopportazione. Questa ordinanza è stata rinnovata e ampliata, come ci spiegava Giampaolo Conte, fino al 29 di giugno. È un tentativo, è un esperimento già attuato ma che ora sarà un po' più ampio da quanto abbiamo capito. I residenti, per voce di Giampaolo Conte, sembrano favorevoli. Vedremo come si svolgeranno i controlli riguardo a questo traffico che avviene attraverso mezzi elettrici a due ruote. Per cui vi terremo aggiornati nei nostri telegiornali e nelle nostre dirette. Ringrazio il nostro ospite Giampaolo Conte. Grazie a tutti quanti e forza sindaco, dacci dentro. E speriamo bene per il bene dei cittadini. Da Mestre, quartiere Piave, è tutto, linea allo studio. Grazie a Guido Barbato, grazie al suo ospite. Torniamo nel Padovano con la cronaca. C'è anche un moldavo residente proprio in provincia di Padova. Tra le 4 persone arrestate dai carabinieri di Torino faceva parte del commando che mise a segno una rapina milionaria in Piemonte. Aveva messo a segno una rapina milionaria a Torre Pellice nel torinese. La banda individuata dai carabinieri che hanno arrestato 4 persone, 3 romeni e un moldavo residente nella provincia di Padova. Era il 28 maggio 2022 quando i 4, tra di loro una donna che avrebbe fatto da palo, attesero il rientro a casa di una coppia che sotto la minaccia di una pistola consegnò loro orologi preziosi, lingotti d'oro per un valore di circa 600.000 euro e 20.000 euro in contanti, in buona parte frutto di una vincita milionaria incassata dall'uomo 2 anni prima. Uno dei 4 fu arrestato dai carabinieri il giorno dopo il colpo, gli altri 3 lo scorso 21 marzo. E grazie alla spesa solidale dei mercati contadini della provincia di Padova che la CIA ha raccolto i prodotti alimentari che oggi sono stati consegnati alle cucine popolari. Allora seguiamo proprio la consegna in diretta con la nostra Chiara Gaiani insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Chiara e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno, ci troviamo all'interno delle cucine popolari nella parte posteriore dove sta avvenendo la consegna già fatta in modo simbolico al Vescovo di Padova ieri dei beni raccolti dalla CIA nei vari mercati contadini che ci sono nella provincia di Padova proprio alle cucine popolari. Beh, intanto se il presidente della CIA Trivellato e Matteo mi consentono, partirei proprio da Albina Zandonà che è la responsabile delle cucine popolari. È davvero un momento bello questo, vedere il frutto della generosità, della solidarietà, poi trasformarsi in cibo per le persone che ogni giorno vengono qui. Sì. Beh, noi abbiamo la fortuna di poter godere di tante persone, ecco, che si ricordano di noi. Quindi questa è la cosa bella, che le cucine riescono ad essere un polo, ecco, che attrae tanti aspetti positivi. Questa è una cosa che mi piace appunto sottolineare, perché noi abbiamo bisogno di tutti.
Ecco, e stiamo in piedi proprio perché tanti si ricordano di noi. Quante persone ogni giorno vengono qui, Sor Albina? Beh, adesso siamo nel periodo del Ramadan e quindi sono meno, in media sono sui 180 a pranzo, sugli 80 a cena, ecco. Quindi sì, qui con me c'è Katia, che è quella che concretamente, ecco, fa passare poi quello che ci donano in cibo, e quindi deve avere la fantasia ogni giorno, perché quando ci arriva qualcosa la trasformiamo in cibo, ma lei non sa mai cosa arriva. E Quindi, allora insomma, adesso poi a Katia chiederemo che cosa diventeranno tutti questi prodotti. Luca Trivellato, un'iniziativa che è partita da qualche anno e la provincia di Padova è molto generosa. Sì, assolutamente. Noi abbiamo deciso all'interno dei nostri mercati rionali, i mercati agricoli che gestiamo nella provincia, nel comune, nella provincia di Padova, di aprire uno spazio di solidarietà e di generosità verso le persone meno abbienti, per cui chi ha difficoltà, voglio dire, anche a mangiare, e che grazie allo sforzo, al lavoro delle cucine popolari può trovare ristoro anche in periodi, insomma, di mancanza di cibo, di difficoltà di acquisire cibo, e quindi abbiamo aperto la possibilità all'interno dei nostri mercati, come dicevo, alle persone che acquistano i beni da noi di regalare anche una parte della spesa che fanno. Una solidarietà diffusa che è un indice anche di una gentilezza d'animo della popolazione padovana, che si concretizza poi in atti concreti come la consegna di oggi. E allora chiediamo a Matteo Visentina, che è proprio responsabile di questi mercati, che cosa consegnate oggi? Oggi consegniamo un quantitativo pari a un 300 pasti, sono prodotti agricoli del nostro territorio. In termini, diciamo, numerici sono circa 50 kg di verdure miste da fare cotte o anche fresche, 15 kg di carne, di cui 5 di pollo, 5 spezzatino manzo e 5 hamburger. Poi abbiamo 26 kg di pasta, 15 kg di sugo di pomodoro e poi circa una decina di forme di formaggio per chi non vuole la carne. Ecco, allora chiudiamo chiedendo a Katia che cosa potranno diventare queste cose che sono state donate. Ci sono anche parecchie patate. Con le patate possiamo fare patate al forno, purè, minestroni, tante cose. Le verdure lo stesso, facciamo verdura cotta, qualche risotto, dipende come ci organizziamo la mattina. Avete già organizzato il pranzo di Pasqua? Non ancora, stiamo definendo alcune cose. Ecco, un pranzo che tra l'altro sarà caratterizzato dalla presenza di molti volontari, e con questo poi chiudiamo, Sor Albina. Sì. Allora qua ci sono dei dipendenti, quindi 8 operatori e 4 operatrici, quindi Katia è una dipendente, e ci sono un centinaio di volontari che gravitano attorno alle cucine. Quindi le cucine stanno in piedi perché ci sono queste due anime: chi lavora concretamente qua e quindi dà la stabilità, perché per fare 200 pranzi al giorno non è che possiamo puntare solo sul volontariato, però non potremmo rimanere aperti se non ci fossero i volontari, quindi grazie di cuore a tutti veramente, perché insieme riusciamo, ecco, a tenere aperta questa realtà che ha 141 anni. E grazie quindi anche alla generosità degli agricoltori, del mondo agricolo, della CIE in particolare. E se non ci sono domande da studio, da Padova restituisco la linea ringraziando davvero tutti. Ringraziamo anche noi i tuoi ospiti e grazie anche a te, Chiara, per questo collegamento insieme a Federico Cibotto. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta e vado subito a salutare, la ringrazio per essere con noi. Ci eravamo dati appuntamento ad inizio stagione di rivederci alla fine, alla conclusione, insomma, di questa stagione invernale. Buongiorno alla Presidente nazionale di ANEF, Valeria Ghezzi. Ben ritrovata Presidente, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, Presidente, grazie. Noi ci eravamo lasciate con la promessa di risentirci alla fine stagione per capire come sarebbe andato questo inverno sulle piste, e dobbiamo dire che i timori della vigilia di un inverno con poca neve alla fine insomma, sono diventati realtà, perché sappiamo essere uno degli inverni meno piovosi in pianura e meno segnati dalla neve in montagna. Tra l'altro abbiamo un grafico di ARPAV sulle precipitazioni nevose, eccolo qua, che riguarda varie località delle Dolomiti. Per i telespettatori a casa
diciamo così che la colonna in fucsia è quella relativa all'anno 2023 e vediamo che siamo in alcune località un pochino al di sopra dei livelli dell'anno scorso, in altri casi in pari, eccolo qui, con i livelli del 2022. Presidente, dal punto di vista proprio della neve, dell'aiuto di madre natura, non possiamo dire che sia stata molto clemente con voi quest'anno. No, direi decisamente di no, uno degli anni meno nevosi in assoluto. Tuttavia noi siamo stati in grado di garantire un ottimo prodotto, per prodotto intendo naturalmente le piste da sci, e devo dire che l'afflusso delle persone, degli sciatori sia italiani che stranieri, ci ha veramente premiato. Cioè la montagna ha avuto tanto successo, sciatori ma anche non solo sciatori, e devo dire tante persone che sono venute da noi trovando sempre una ottima offerta, anche se non sempre il bianco panorama che avremmo voluto, ecco. Quindi rispetto all'anno scorso c'è stato un incremento di presenze? Direi che non c'è paragone. L'anno scorso abbiamo sofferto tanto ancora lo sci con le mascherine, gli effetti del lockdown, la paura psicologica o meno, ma la paura delle persone a muoversi, a magari prenotare una settimana bianca e poi trovare l'intera classe del figlio reclusa, e quindi situazioni effettivamente molto difficili. L'anno scorso la situazione si è sbloccata un pochino verso marzo, quando la paura è venuta meno. Quest'anno abbiamo fatto un'ottima stagione fin dall'inizio, sono tornati gli italiani e tornati gli stranieri. Devo dire, la montagna ha attratto veramente tante persone, e come le dicevo, non solo per lo sci. Sa che noi viviamo di numeri, c'è qualche percentuale rispetto all'anno scorso che possiamo dare, Presidente, proprio per inquadrare questo amore verso la montagna che è ritornato dopo lo stop per la pandemia? Ma le dico, allora, numeri rispetto all'anno scorso faccio fatica a darglieli, anche perché la stagione, come sa, si chiuderà a Pasquetta. Qualcuno va avanti anche oltre, e quindi diciamo che conteggi veri e propri ancora non ne abbiamo fatti. Possiamo dire però di essere sui livelli del 2019-20, che pur essendosi interrotta il 9 marzo era una delle stagioni migliori di sempre, ed essere tornati su quei livelli come presenze, come arrivi, non tanto come fatturati, perché fatturato diciamo che andrebbe depurato dell'aumento prezzi. Essere tornati su quei livelli noi lo consideriamo veramente un grande successo. Quindi quei livelli pre-pandemia ai quali si aspirava sono stati finalmente raggiunti? Certo, sono stati ritrovati i livelli pre-pandemia. Purtroppo sono aumentati moltissimo i costi, quindi quando faremo un bilancio finale bisognerà vedere anche questo aspetto, però già essere tornati ai numeri pre-pandemia è un grandissimo risultato per tutti noi, specialmente in un anno con così poca neve. Cioè, immaginiamoci se questo fosse stato un anno veramente nevoso. Ecco, il tasto dolente lo ha già toccato lei, Presidente, quello del fatturato, perché sempre nel nostro appuntamento all'inizio della stagione lei già aveva messo le mani avanti in qualche modo, già ci aveva detto sarà impossibile chiudere con fatturati in crescita perché i costi sono talmente elevati, perché anche se fosse stata una stagione di neve senza dunque il contributo, diciamo così, della neve artificiale, comunque i costi erano lievitati e quindi sarebbe stato davvero difficile. Costi lievitati, adesso che siamo arrivati alla fine, di che aumenti parliamo, Presidente?
Allora, intanto distinguiamo, diciamo, il fatturato dal margine, che è la differenza, quello che resta dopo che dal Giusto. fatturato tolti i costi. Giusto, ha ragione. Perdonatemi, ma No, ha ragione, è sempre meglio puntualizzare quando si parla poi di economia, ecco. no, allora devo dire che l'aumento della corrente, pur restando prossimo del doppio, quindi molto molto importante, anzi superiore al doppio, non è ai livelli che avevamo immaginato, che andava ben oltre il triplo. Quindi, pur scontando un aumento importante, è un aumento meno drastico, meno grave di quello che inizialmente noi avevamo previsto. Sono aumentati un po' tutti gli altri costi nella misura in cui diciamo avevamo già visto durante la preparazione della stagione, durante l'autunno, è aumentato il costo del lavoro e anche questo diciamo che era stata in primis una nostra scelta, quella di rinnovare il contratto, per cui tutti questi aspetti li avevamo messi in conto. Quello che era il più grave di tutto, cioè la corrente, l'energia, diciamo che è aumentata almeno meno del previsto, non è che non sia aumentata, ma meno del previsto, per cui io spero che quando tireremo una riga, diciamo, alla fine della stagione, qualcosa sia rimasto, anche perché voi sapete che le società di impianti a fune hanno una vera e propria mission nell'investire, e investimenti prossimamente, anche con le Olimpiadi in vista, se ne dovranno fare tanti. Appunto, le Olimpiadi in vista, mancano 3 anni, ma non è poi così tanto il tempo a disposizione. Tra l'altro lei, Presidente, sarà ospite mercoledì a Palazzo Bembo a Belluno per un congresso, un vertice tra tutti i soggetti coinvolti in quella che è la grande sfida, le Olimpiadi e oltre, l'evoluzione del turismo in montagna. Bisogna investire sul fronte turistico perché avremo gli occhi del mondo puntati addosso ed è una sfida che va assolutamente vinta. Sì, io credo che bisogna investire perché è una sfida importante, avremo gli occhi del mondo addosso, ma prima ancora che per quello, perché il turismo è PIL per le nostre montagne, ma anche per tutto il sistema industriale italiano, e quindi credo che con il turismo l'industria italiana possa fare bilanci veramente importanti. Il turismo in montagna ha una vera e propria riscoperta, non solo d'inverno, anche d'estate. Le Olimpiadi sono un modo meraviglioso per far conoscere l'Italia e le Dolomiti a tutto il mondo, e io credo che vada valorizzato nel modo migliore possibile, sia sotto il profilo delle infrastrutture che sotto il profilo dei servizi, e noi impiantisti siamo assolutamente pronti a fare la nostra parte. Questa ripresa di cui lei ci ha fatto una fotografia, nonostante la poca neve, la voglia di tornare in montagna, porta a capire quanto l'appuntamento delle Olimpiadi invernali siano un banco di prova sotto tanti punti di vista, ed è un territorio, quello del Bellunese, che chiede proprio per il turismo, proprio per queste sue peculiarità, una grande attenzione, a partire ad esempio da quelle che sono le infrastrutture, ed è importante che da questo punto di vista arrivi un messaggio chiaro dagli addetti ai lavori ai vertici, alla politica. Sì, direi che le infrastrutture non solo impiantistiche, ma anche per esempio quelle connesse alla mobilità, sia mobilità in senso più classico, quindi come arrivare, per essere chiari, fino a Cortina, ma anche le infrastrutture di comunicazione, quindi 5G, le reti di connettività sono importantissime, sono fondamentali, sono quelle che poi ci faranno giudicare
dalla parte di tutto il mondo, ecco. E dobbiamo fare assolutamente attenzione a farci trovare pronti, anche perché queste infrastrutture e questi investimenti sono infrastrutture che resteranno poi alla popolazione delle nostre valli di montagna, del Bellunese, ed è molto questa che viene comunemente chiamata legacy, è molto importante, perché questi grandi eventi hanno un senso se poi la popolazione ne può trarre un beneficio, e se ne trae un beneficio tutta la popolazione più anche il mondo del turismo, questo è il modo migliore perché la montagna resti un territorio popolato, vivo e sempre più accessibile anche per chi magari vuole trasferirsi a lavorare in montagna, vivere in montagna e trovare un'opportunità di lavorarvi. È questo proprio il concetto, Presidente, che spesso non passa quando si parla di investimenti, si parla anche di denari investiti, denaro investito per le Olimpiadi, il fatto che poi quelle opere, che siano opere strettamente legate ai giochi o tutto quello che sono le opere complementari appunto alle infrastrutture, alla rete viaria, sono poi risorse che restano sul territorio e che saranno poi anche dopo il 2026 a beneficio dei cittadini e di tutti i turisti che arriveranno nei nostri territori. Quindi è importante che questo messaggio passi per capire che cosa sono le Olimpiadi 2026, che non si chiuderanno in quell'anno ma che avranno poi ripercussioni su questi territori. Assolutamente sì, il valore aggiunto delle Olimpiadi, e mi lasci dire non solo a Cortina, non solo in Veneto, ma proprio il fatto di averle fatte in modo così diffuso sul territorio darà un grandissimo impulso alla montagna italiana, e saranno quindi fondamentali proprio per lasciare una volta finito una montagna diversa, una montagna più accessibile, una montagna che diventa un territorio connesso, collegato a tutti gli effetti anche alla pianura. Assolutamente sì, per tutto, da Venezia, infatti uno diciamo così, dei fili conduttori è da Venezia alle Dolomiti, è un appuntamento che unisce ma va anche al di fuori, ben oltre i confini del Veneto e della Lombardia per quanto riguarda Milano. Presidente, un'ultima domanda, un voto a questa stagione invernale? Direi 9, a me non piace mai dare il 10 perché alla fine i conti li fai alla fine, però direi 9 per i nostri clienti che ci hanno dato fiducia, e 9 per le nostre località di montagna che hanno saputo rispondere. Una grande fatica ma una grande soddisfazione. Un 9 anche perché nonostante gli aumenti siete riusciti a contenere i costi poi degli ski pass eccetera, e quindi siete riusciti a dare una risposta anche in tal senso alle persone che sono arrivate in montagna. Questo non si poteva caricare tutto sui poveri sciatori, sarebbe stato un terribile boomerang e poi sarebbe stato neanche da pensare. E adesso faremo in modo di far quadrare i conti, ma come sempre sa che noi impiantisti non ci arrendiamo mai. Non vi siete arresi durante la pandemia e quindi tantomeno adesso con questa ripartenza faticosa, ma una vera e propria ripartenza finalmente. Grazie davvero alla Presidente ANEF Valeria Ghezzi, buon lavoro e grazie davvero per essere intervenuta e averci dato questo bilancio della stagione 2022-2023. Grazie Presidente, a presto. Buon lavoro alla Presidente Ghezzi, insomma la neve non è stata la grandissima protagonista, è venuta a mancare, lo sappiamo benissimo, non stiamo parlando di siccità ormai da mesi proprio anche a causa delle carenti precipitazioni in montagna, ma questo non ha fermato gli appassionati di sci, ma gli appassionati di montagna, e il bilancio è un bilancio da 9, questo è il voto dato dalla Presidente Ghezzi. Adesso torniamo con la cronaca a Padova perché è intervenuto il questore di Padova sulla vicenda del 17enne che ha denunciato la polizia dopo un controllo. Ebbene, la questura controdenuncia il ragazzo per resistenza e lesioni.
Per ben 3 volte i poliziotti hanno mostrato il tesserino di riconoscimento e anche il dispositivo manuale di segnalazione. La questura di Padova ha ribadito la sua versione dei fatti sulla notte del 16 dicembre 2022, quando un ragazzo di 17 anni di Padova è tornato a casa e ha raccontato ai genitori di essere stato picchiato da alcuni agenti della squadra mobile in borghese durante un controllo antidroga nel quartiere di Montà. La questura di Padova ha inoltre controdenunciato il 17enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Un poliziotto infatti ha riportato una prognosi di 40 giorni per una frattura dello scafoide della mano e contusioni. Secondo il ragazzo, la notte del 16 dicembre lo avrebbero percosso dopo averlo scambiato per uno spacciatore. I referti del pronto soccorso parlano di traumi e contusioni al volto e alle gambe del giovane per una prognosi di 5 giorni. Secondo la ricostruzione della questura, quella notte di dicembre, i poliziotti della squadra mobile avevano notato in strada il ragazzo avvicinare un coetaneo e dopo un brevissimo contatto allontanarsi, entrambi in direzioni opposte, un comportamento sospetto che ha portato gli agenti a fare un controllo sui 2 ragazzi. Mentre uno dei 2 ha mostrato i documenti, l'altro, ovvero il 17enne, si è mostrato fin da subito alterato e ha tentato di fuggire ingaggiando una colluttazione. Questa è una vicenda che mi ha talmente colpito che faccio fatica a parlarne ancora. Voglio soltanto ribadire che noi siamo la Polizia di Stato, che è composta da ufficiali e agenti di polizia, che facciamo il nostro lavoro legittimamente perché è un lavoro che la legge ci autorizza a fare e ci obbliga a fare. È il nostro dovere identificare le persone ed è dovere dei cittadini che vengono identificati collaborare all'identificazione e vorrei non aggiungere altro. E adesso voltiamo pagina e parliamo di una bella iniziativa. Ieri si è celebrata la giornata mondiale della consapevolezza, questa è la terminologia giusta, per l'autismo. Tante le manifestazioni su tutte, la camminata in blu che ha visto tante associazioni che affiancano le persone affette da autismo e i loro familiari, un modo per sensibilizzare ma anche per lanciare un messaggio sui tanti passi in avanti che ancora bisogna compiere per sostenere le persone affette da questo disturbo. Saluto, lo ringrazio, il presidente dell'associazione Oltre il Labirinto, Mario Paganessi. Ben ritrovato, grazie Presidente. Grazie a voi, buongiorno. Allora, partiamo da un riconoscimento, lo mettiamo così, ma adesso lei ci spiegherà meglio, che porta Oltre il Labirinto a rappresentare l'Italia, il nostro paese, in Parlamento europeo con una mostra molto molto importante, un riconoscimento che immagino vi riempia d'orgoglio. Beh sì, quest'anno tra l'altro noi siamo i rappresentanti, uno dei 4 rappresentanti di Autism Europe in Italia e l'unico in Veneto, e quest'anno si celebrano i 40 anni di Autism Europe, che è la più grossa organizzazione a livello europeo che racchiude oltre 90 enti che si occupano di autismo. Quest'anno ha lanciato questa diciamo, iniziativa presso il Parlamento europeo in cui sono state mostrate 25 foto provenienti da tutta Europa e la nostra che spiegassero un pochettino il concetto di inclusione occupazionale o lavorativa delle persone con autismo. E la nostra foto è stata selezionata per rappresentare l'Italia, quindi ci ha fatto molto piacere perché ci sono anche i nostri ragazzi al lavoro nei campi di un'azienda agricola qua vicino a Villordo. Adesso riesco a recuperare anche la foto per i nostri telespettatori. Presidente, essere in Parlamento europeo come associazione che rappresenta l'Italia, ma soprattutto come una delle associazioni che cerca di lanciare un messaggio, di sensibilizzare su quelle che sono le politiche da adottare. Si è in uno dei palazzi più importanti della politica europea, c'è ancora molto da fare per l'autismo, anche perché i dati parlano, secondo il Ministero della Salute, di circa un bambino su 77 che presenta un disturbo dello spettro autistico. Sappiamo che spesso banalizziamo parlando di autismo, ma è uno spettro davvero ampio di forme di autismo e ne soffrono oltre 600.000 persone. L'ULS 2, per quanto riguarda la realtà di Treviso, parlava di 10-12 nuove diagnosi a settimana. Sono numeri davvero in grosso aumento e questi devono portare assolutamente ad una riflessione su quello che c'è ancora da fare, Presidente. Sì, si apre, è una questione purtroppo delicata e importante. Si sono fatti dei passi in avanti perché guardi,
20 anni fa si parlava ancora di mamma frigorifero o di genitori tossici nel rapporto verso i figli, e ancora oggi si sentono delle scemenze simili. Però purtroppo è anche, diciamo, una problematica relativamente giovane, proprio perché se fino a 20 anni fa c'erano delle idee sbagliate, 20 anni è veramente una goccia nell'oceano in un tempo in cui la scienza può portare a tutta una serie di cambiamenti. L'importante purtroppo è non solo sensibilizzare, ma dare servizi, che sono quelli che mancano, soprattutto nell'età adulta. Nell'età adulta è un dramma per centinaia, migliaia di famiglie, quindi è qua che bisogna, e anche ovviamente i piccoli, oggi si riesce a fare, però purtroppo lo Stato passa pochissime ore, perché i trattamenti precoci e intensivi sono utili e servono ad acquisire delle abilità. Tanto diciamo una cosa, dall'autismo non è una malattia da cui si guarisce, è per tutta la vita, però si può migliorare in modo importante, l'abbiamo visto sulle ultime generazioni. E poi purtroppo l'autismo si pensa che sia un mondo a parte, quando invece è parte del nostro mondo, proprio per i numeri che ha detto lei, che tra l'altro, ci tengo a dire, in America oggi si parla di un nuovo nato ogni 36. Fatevi due conti, è devastante come numero. Sicuramente la capacità di diagnosi dei casi, i progressi fatti a livello medico di diagnosi sono anche probabilmente una spiegazione di questo incremento, di questi numeri così elevati. Io, Presidente, le chiedo di pazientare un minuto perché ho il collega in diretta per un aggiornamento. Presidente, poi io vorrei concentrarmi con lei proprio su quello che lei diceva, sull'autismo nell'adulto, sull'indipendenza, sul dopo di noi, che è poi il problema che assilla le famiglie, i genitori di ragazzi autistici. Vado dal nostro Christian Arboite, che ha seguito per noi questa raccolta firme contro l'aumento delle rette nelle RSA, un allarme che abbiamo lanciato ormai da settimane, aumenti delle bollette che pesano nella gestione delle case di riposo. Buongiorno a Christian Arboite e ai suoi ospiti. Buongiorno Francesca, a te e tutti i telespettatori di Antenna 3. Una spirale inflattiva che non lascia a scampo soprattutto le fasce più deboli, come dicevi giustamente te. Tra le fasce più deboli ci sono gli ospiti delle case di riposo. In alcune strutture gli aumenti sono già stati applicati nei mesi scorsi. All'ISRA si comincia di fatto in questi giorni, 3 euro in più al giorno, per un totale complessivo nell'arco dell'anno di 700.000 euro. Tra l'altro alla presentazione di questa raccolta firme era presente anche il direttore di ISRA Pavan, che dice: familiari, dirigenza, strutture, RSA, tutti dobbiamo fare fronte comune contro questa problematica che per l'appunto si accanisce soprattutto sulle fasce più deboli. Qui con me c'è Eugenio Gallina, che è vicepresidente del comitato dei familiari degli ospiti della casa di riposo, e anche un altro rappresentante che è per l'appunto Silvano Filippetto. Velocissimamente, qual è l'obiettivo di questa raccolta firme, Gallina? L'obiettivo principale è quello di chiedere allo Stato e alla Regione un intervento economico a sostegno dei costi che i familiari sopportano nell'ambito del sostegno ai loro parenti che sono ricoverati, sono chiusi in case di ospiti in case di ricovero. Questo è l'obiettivo che ci stiamo ponendo. Abbiamo raccolto 620 firme. Domani, mercoledì mattina, avremo appuntamento col sindaco della città di Treviso, al quale chiederemo un sostegno. Posso mostrare la foto? Non ci sono. Nei confronti della Regione, e successivamente nel pomeriggio avremo un incontro con l'assessore al sociale, la Lanzarin, proprio per presentarle le firme e chiedere a lei un intervento concreto della Regione. Siamo preoccupati degli aumenti perché li subiamo come familiari e dobbiamo subirli anche per sostenere i nostri cari che sono in casa di ricovero. Ecco, Filippetto, vengo da lei. C'è un problema serio per le famiglie, un problema di budget. C'è un problema serio perché l'aumento, oltre che per i loro cari per le rette, c'è stato anche un aumento nelle famiglie stesse, quindi tante famiglie hanno subito un aumento non indifferente. Chiediamo un sostegno alla Regione e al Governo perché quantomeno per un periodo
anno, 2, non ci siano ancora aumenti. Si capisce l'inflazione, si capisce gli aumenti di tutte queste materie prime che hanno influito molto, ma soprattutto l'inflazione, io direi. Chiediamo che la Regione e il Governo ci dia un po' di stabilità di rete, stabilità sulle rete. Chiarissimo. Possiamo dire che nella stragrande maggioranza dei casi queste rete sono aumentate di circa 100 euro al mese nelle varie case di riposo, quindi 90-100 euro. Questo è l'ordine di grandezza, da qui la raccolta firme che sarà consegnata a tutti quelli che possono avere voce in capitolo comune, regione, ma anche governo. Da Borgo Mazzini, sede dell'ISRA di Treviso, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie a Cristiano Arboite, grazie ai suoi ospiti. Torniamo con il presidente dell'associazione Oltre il Labirinto, Mario Paganessi. Tra l'altro sono riuscita a recuperare la foto scelta e in mostra al Parlamento europeo, eccola qui con i ragazzi impegnati in un campo. Presidente, il dopo di noi, lo dicevo prima, che è uno dei pensieri che fanno i genitori con un figlio che ha delle disabilità, di qualsiasi disabilità si parli, e la possibilità per questi ragazzi di un'autonomia, di una vita il più possibile indipendente, anche semplicemente nel vivere. Poi arriveremo al progetto Casa Indi, ce lo racconterà Presidente, ma proprio un'autonomia anche lavorativa. Allora, intanto dobbiamo parlare sempre di autismi e non di autismo, Certo. perché purtroppo, non purtroppo, ma è veramente molto molto differente un caso da un altro, sono tutti differenti. Posso dirvi che per ogni persona con autismo ad alto funzionamento ce n'è una altrettanto che finisce in quello che chiamano gli stranieri soprattutto il profondo autismo, cioè dove le aspettative di autonomia, indipendenza sono praticamente nulle. Però la maggior parte, in ogni caso, soprattutto gli adulti che seguiamo noi, e sono tantissimi, le loro aspettative di autonomia sono molto limitate, dovranno sempre vivere in un contesto di sicurezza controllato e con un'assistenza. Questo però non vuol dire, avete visto una foto, quei 4 ragazzi che vedete in foto, sono tutti adulti, alcuni anche problematici, con comportamenti problemi e stereotipie, eppure non si parliamo di lavoro perché non potrebbero neanche essere assunti, parliamo di occupazione. Loro in certe attività ritrovano anche la loro dignità, l'essere inclusi in un percorso, chiamiamolo occupazionale. Qua stanno portando delle cassette, hanno portato quel giorno per 4 ore avanti e indietro cassette di radicchio tardivo, ma non è solo questo, ci sono tante altre attività che anche ragazzi come loro sono in grado di fare. Poi è ovvio, c'è una variabilità, almeno un 20% di questi ragazzi che hanno la diagnosi dello spettro autistico hanno delle buone possibilità, alcuni addirittura ottime, perché tante volte, ma questa è un po' l'ignoranza, lo dico con tutto il rispetto, ci chiedono: ma allora sono dei geni vostri? Perché per tutti hanno in mente i personaggi che fanno conti a memoria o sanno disegnare. Pensiamo a Temple Grandin che disegnava tutta una serie di percorsi per l'allevamento del bestiame nel suo cervello e poi li metteva su carta. Non sono tutti così, purtroppo, non sono così, però hanno lo stesso diritto che abbiamo noi, che ha chiunque persona, di essere accolti, di poter continuare a vivere all'interno della propria comunità, in una casa che non sia un ospedale o un reparto neuropsichiatrico, che li accolga in base anche alle loro capacità. È una sfida. Oggi senz'altro le generazioni che nascono oggi avranno sicuramente avranno delle abilità superiori a quelle attuali, diciamo, ai ragazzi che hanno oggi oltre 18 anni. E quindi fa ben sperare. Poi c'è la grande carenza, che è inutile far finta di nulla, di uno Stato che è bravo a legiferare, a fare leggi, poi mancano le coperture, mancano le conoscenze e tante volte si basa solamente con sceneggiate per
fuochi e fiamme che non portano proprio a un bel nulla, e quindi lasciano il carico a noi familiari, a noi associazioni, a noi fondazioni. E poi c'è il progetto in quest'ottica di Casa Indie che mette insieme la vostra realtà e il mondo imprenditoriale, perché ci sono importanti nomi dell'economia veneta, per realizzare questa struttura, questa casa che possa ospitare 4-5 adulti, giusto Presidente, affetti da forme di autismo. Sì, abbiamo già identificato 4 ragazzi, anche probabilmente un quinto. La casa è l'ultimo miglio, gli ultimi 2 miglia che ci mancano per completare. Noi abbiamo attivato 2 centri diurni e adesso attiveremo il terzo, che non vedo l'ora perché sarà un qualche cosa di completamente innovativo. Però i ragazzi, abbiamo un appartamento, si trova in provincia di Treviso, a Carbonera, dove i ragazzi tutti i giorni vanno a cucinare, passano del tempo lì, e nei weekend, in alcuni weekend vanno a dormire, però è troppo piccolo, ci possono stare massimo 3 ragazzi. E in questa ottica noi è da diverso tempo che cerchiamo una casa, una villetta con del giardino, inserita a Treviso, quindi vicino a dei servizi, vicino ai trasporti, con tutto quello, vicino anche ai familiari, in modo che i familiari possano raggiungerla. E in questo grande progetto, dove siamo a metà della raccolta fondi, che abbiamo messo anche noi genitori, ovviamente un contributo, ci stanno aiutando degli imprenditori che sono scesi in campo a sopperire a questa mancanza che ho detto prima, ma con una forma mentale vincente, cioè sono imprenditori, ti misurano, vanno a vedere chi sei, cosa hai fatto, cosa fai, come sosterrai il tutto, e questa è una gioia per chi da anni chiede che tutte le organizzazioni no profit possano essere valutate e non magari portate avanti perché è simpatico a un politico o a un altro, un qualche cosa. E questo è necessario. Questi imprenditori, i nomi li avete letti anche oggi, sono dei nomi importantissimi, potrebbero sistemare da soli il prodotto interno lordo italiano, però quello che mi apre il cuore è che la società civile, la società imprenditoriale ha deciso di scendere in campo perché lo sente come un dovere, e di questo, tra l'altro, non solo come un dovere, ma di un qualcosa che li riempie di gioia, che sentono che è giusto dare alla società, di chi ha più bisogno. In questa casa, quando riuscirete ad individuare la location, che cosa faranno? Come vivranno i ragazzi? E le chiedo, sarà solamente durante il giorno, poi alla sera torneranno nelle loro abitazioni, o è ipotizzabile una permanenza come una vera e propria abitazione per questi ragazzi? No, è la loro casa, è la casa che ci auguriamo possa essere la loro casa dove vivere. In realtà durante il giorno continueranno a essere occupati. Noi non abbiamo solo il centro diurno dove stanno chiusi lì, andiamo nei campi dell'azienda, posso citarla perché comunque è dell'azienda agricola Nonna Andrea, o in altre realtà andiamo a Pordenone, li portiamo in piscina, vanno in gita, vanno in altre aziende del territorio a svolgere dei piccoli lavoretti o dei piccoli, cioè hanno tutta una loro routine che basata anche comunque sulla stagione, perché d'inverno nei campi non vai ovviamente, ma inizi in questo periodo. Quindi tutte queste attività continueranno a farle, vivranno lì, dormiranno lì, abiteranno lì. Dovrà essere graduale perché non è facile. Alcuni sono già pronti, perché guardi, questo weekend 3 ragazzini sono andati da soli, accompagnati, ma a dormire fuori, erano tutti 3 felici. È anche per loro bello perché vanno a mangiare fuori oppure cucinano, la sentono loro. Questa casa dovrà essere la loro casa e noi dobbiamo rompere quell'equazione drammatica di genitori e figli disabili per sempre, cioè rompere questa mano che noi continuiamo a tenere ai nostri figli, perché a un certo punto io la mattina, quando mi guardo allo specchio, non vedo più quel ragazzo giovane che aveva 18 anni, vedo il volto di mio padre. E quando vedi il volto di tuo padre vuol dire che, adesso non mi sento vecchio, però non è che ho davanti 50 anni, magari non li ho di sicuro, probabilmente ne avrò, mi auguro, una trentina, 25, però io in questo momento, come gli altri genitori che sono con noi, devono immaginare, devono progettare. Io sento un dovere mio di padre non solo di mio figlio, ma di tanti altri ragazzi, di immaginare, e dobbiamo progettare e costruire noi il futuro per loro. Non ci penserà nessun altro, soprattutto lo Stato non ci pensa.
Presidente, ascoltandola le sue parole colpiscono perché quel tenere la mano che un genitore di un figlio non disabile prima o poi lascia andare, perché sa che è possibile costruirsi un proprio futuro, perché è possibile che l'inserimento nel mondo del lavoro, tutto quello che possiamo raccontarci. Quella mano che voi non riuscite a lasciare è forse anche dovuta al fatto che sapete che non ci sono reti di sostegno, non ci sono strutture, non c'è un insieme di persone, di attività che possano sostenere i vostri ragazzi. Quindi non è fatto perché siete egoisti, ma perché sapete che i vostri figli senza la vostra mano rischiano di inciampare. Guardi, l'ha detto benissimo, purtroppo lei ha profondamente ragione. E questa mano, che tra l'altro io a tutti provo a invitare, anche i telespettatori che hanno figli normotipici o loro stessi, se si ricordano quando hanno lasciato la mano del loro papà o della loro mamma, probabilmente non se lo ricordano perché a una certa età si smette, i nostri figli li dobbiamo accompagnare e li accompagniamo proprio per quello che ha detto. Perché mancano, dopo i 18 anni, al di là che c'è il passaggio dalla neuropsichiatria infantile alla psichiatria per adulti, che spesso è completamente impreparata e l'unica soluzione che vede per calmare questi ragazzi è quello di somministrare farmaci, che li stordiscono e quindi sparisce tutto, stereotipie. Ma non ci sono strutture. Noi ci siamo creati i centri diurni, noi come genitori, perché io mio figlio non l'avrei mai, e spero di non doverlo mai mettere, che va bene per tante altre disabilità, ma in un centro diurno classico dove ci sono fasce d'età da 18 a 65 con problematiche differenti e soprattutto un rapporto che è devastante, i nostri ragazzi sono lì a non fare un bel nulla. Quindi io sento tante parole, mi creda, sento tante promesse, ho fatto parte di tavoli, comitati, sono stufo. Oggi penso di rivolgermi alla società civile, alla società, alle imprese, agli imprenditori, a queste persone, in loro più fiducia e mi stanno rispondendo perché poi capiscono anche perfettamente le esigenze e sono persone che sanno portare avanti una progettualità che manca completamente dalle altre parti. L'ultima domanda, perché credo che ci sia poco da aggiungere da quello che lei ci sta raccontando, spero che non suoni banale come domanda, ma volevo chiederle com'è essere genitore di un ragazzo affetto da una forma di autismo, com'è la vita? Si riesce a pensare anche un po' a se stessi o la propria vita cambia ed è completamente dedicata proprio a costruire un futuro, a dare quelle piccole garanzie che si cerca di dare per il dopo di noi ai propri figli? Ma guardi, io sono felice di aver mio figlio, l'unico rimpianto vorrei nascesse oggi con autismo, perché saprei cosa fare, perché sia io che mia moglie abbiamo vissuto purtroppo anni assurdi, dove ci dicevano che il nostro figlio non ha nessuna forma di autismo, siete voi due che litigate. Io faccio sempre una domanda, mi viene da ridere, e dico, se a due genitori, a un marito e una moglie, chiedono, ma voi litigate mai? E rispondono no, non litighiamo mai. Io mi preoccupo perché non ho mai conosciuto famiglie che non possono avere discussioni, però ne ho passati tutti i colori. Oggi saprei, perché uno dei più grossi dolori della mia vita è stato quando una psicologa anche molto famosa a mia moglie disse, quando il bambino, mio figlio aveva 12 anni, disse peccato, l'avessimo preso prima avrebbe parlato e probabilmente scriveva. È devastante, quando lei ha fatto tutto quello che poteva e si è rovinato anche quasi economicamente, sentire queste parole ti casca il cuore, c'hai una cicatrice e dici ma allora non ho fatto tutto. Ecco, io lo rivorrei adesso. E poi comunque è una crescita, perché mi creda, il mondo dell'autismo ti apre veramente la mente. Io tante cose che ho usato per mio figlio le ho usate a livello poi lavorativo, mi creda, perché c'è un relazionarsi che è talmente stimolante che ti apre la mente. Ciò non toglie che il pensiero, come l'ho detto prima, è il futuro. Adesso lui ha la mamma, ha il papà e conta su di noi, però un domani per questo bisogna aggregarsi. Purtroppo tante famiglie stanche finiscono anche per disaggregarsi e tante volte prevale l'egoismo o prevale anche la voglia comunque di respiro che hanno bisogno, perché comunque tanti ragazzi ti mettono veramente a dura prova. Però io sinceramente, la verità,
vorrei nascesse oggi, con autismo così com'è, perché saprei cosa fare. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo per la sua testimonianza molto forte, molto diretta, molto sincera, e che è quella, immagino, di tanti altri genitori che hanno un figlio speciale, perché poi sappiamo che i ragazzi affetti da autismo hanno anche molto da comunicare, molto da insegnare a tutti, e spesse volte dovremmo solamente essere in grado di accoglierli, di capirli, di accompagnarli, perché spesso ci dicono che i ragazzi affetti da forme di autismo sono soli, perché poi quelle amicizie che magari coltivano negli anni della scuola, gioco forza, le vite poi cambiano e si trovano da soli, e questa solitudine è davvero, davvero brutta, e credo che tutti quanti dovremmo riflettere su questo. Grazie davvero, Presidente. Grazie a voi di cuore per l'attenzione. Grazie, in bocca al lupo per tutti i vostri progetti, grazie a Mario Paganessi, Presidente dell'Associazione Oltre il Labirinto. E adesso torniamo alla cronaca, perché c'è un allarme messe nere in un'ex scuola elementare a Fontaniva. Ci racconta tutto la nostra Vanessa Banzato, che vedo già in collegamento. Buongiorno a te, Vanessa, e buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno, ci troviamo all'interno dell'ex scuola elementare a Fontanivetta, località di Fontaniva. Assieme a me il sindaco Edoardo Pitton. Perché? Perché all'interno di questo edificio ormai in disuso e abbandonato sono apparse delle scritte e dei disegni molto particolari e inquietanti. Che è successo, sindaco? Buongiorno, la settimana scorsa, a fine settimana, abbiamo ricevuto nell'ambito dei consueti sopralluoghi che vengono effettuati dal nostro personale presso gli edifici e una segnalazione appunto di questi ritrovamenti, a cui si aggiunge appunto un tentativo, ecco, anche riuscito, di scasso, di effrazione negli infissi che portano alla parte nord dell'edificio. E restiamo sgomenti, ecco, non solo come amministrazione, ma penso come tutta comunità, non tanto per il danno al patrimonio, che è evidente, ma quanto appunto per il decadimento morale che questo può rappresentare. Certo, è presto per parlare di eventuali rituali, di messe nere, di qualsiasi altra cosa, potrebbe essere anche solo una goliardata di qualche ragazzo, però diciamo i segni sono evidenti ed eloquenti, ecco, quindi la preoccupazione resta. Ecco, ci sono questi crocifissi, c'è questo individuo stilizzato, questa scritta tu, tutto realizzato con, pare, tintura di iodio, perché è stato trovato anche un barattolo di tintura di iodio. Certo è che proprio queste croci inquietano. Sì, è il messaggio che inquieta, e chiaramente i riferimenti non possono essere nascosti, ecco appunto le croci, e sono episodi che si sono verificati anche in altri luoghi, in altre località, anche magari sappiamo in qualche paese limitrofo. Abbiamo da poco riqualificato un'area boschiva dove sono stati ritrovati altrettanti segni evidenti, ecco, di questi possibili rituali, e crediamo che, avendo sottratto l'area boschiva a queste presenze, possano essersi spostati in questi luoghi, che adesso verranno però messi in sicurezza. Sono stati informati ovviamente i carabinieri, sta sporta denuncia ai carabinieri? Sì, è stata sporta ovviamente denuncia contro ignoti a cura della nostra polizia locale, che si sta occupando anche delle indagini. Certo non è facile risalire ai colpevoli, appunto perché manca un sistema di videosorveglianza all'interno di questo edificio. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Fontaniva Edoardo Pitton. Avete visto, insomma, noi torneremo e cercheremo di capire, ovviamente sindaco, se ci saranno sviluppi ci informi, ci faccia sapere se si riesce a risalire agli autori di questi gesti. Io ricevo la linea. Grazie al sindaco di Fontaniva e grazie a Vanessa Banzato per questo aggiornamento di cronaca in qualche modo protagonista anche di questo spazio. Saluto, lo ringrazio per essere con noi, Brian Vanzo, presidente dell'associazione Ares. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutte e a tutti. Parliamo di violenza di genere. Purtroppo, ai noi, quasi quotidiane le notizie di violenze che vedono donne vittime di uomini, spesso all'interno delle mura domestiche, spesso compagni, ex compagni, mariti, persone con le quali stavano condividendo la vita, il futuro, e che poi si dimostrano essere
protagonisti di brutte storie di violenza. Il vostro centro, la vostra associazione, Presidente, si occupa di rieducazione dell'uomo violento. Probabilmente sto semplificando. Ci racconti lei in che modo voi intervenite? Ha centrato pienamente di cosa ci occupiamo. Noi siamo un'associazione sorta nel 2014 nel territorio di Bassano, che progressivamente ha esteso la propria azione a tutto il territorio provinciale, quindi nelle due ULS di riferimento, l'ULS 7 e l'ULS 8. Attualmente abbiamo 3 sportelli, uno a Bassano, uno a San Vito di Reguzzano e uno a Vicenza. Speriamo entro l'anno di riuscire ad aprirne uno anche a Valdagno, e ci occupiamo, come diceva giustamente lei, di rieducazione dell'uomo violento. Quindi o tramite accessi e invii spontanei o dai servizi sociosanitari del territorio, oppure in situazioni giudiziarie, gli uomini giungono a noi, anche minorenni in molti casi, per un percorso che ha la durata di 15 mesi. C'è una prima fase di valutazione sulla possibilità della sostenibilità e l'apertura e la motivazione del trattamento, poi ci sono degli incontri che possono essere o individuali o di gruppo, e dopodiché, finito il percorso, c'è anche un gruppo di continuità per rinforzare i risultati raggiunti. Attualmente abbiamo in trattamento 42 persone, di cui 24 nel codice rosso, la cosiddetta legge 69 del 2019, e abbiamo 23 minori sul territorio regionale, perché agiamo a Padova, a Vicenza e a Mestre, nelle sedi dell'USMA. Ecco, questo è un po' il quadro, ma soprattutto noi cerchiamo anche di intervenire a livello culturale, per cui cerchiamo di proporre attività nelle scuole, e quindi di formazione e di prevenzione, con la cittadinanza, con le forze dell'ordine, con i magistrati e gli avvocati. Ecco, mi salta subito l'attenzione il fatto che ci siano anche minorenni, Presidente, protagonisti di che tipo di violenze in questo caso, quando si parla di minori? Andiamo da ciò che viene compreso nelle fattispecie dei sex offender, per cui violenza sessuale, a effettivamente violenza di gruppo, violenza sessuale di gruppo, ad atti libidinosi, a situazioni molto variegate, anche a violenza fisica nei confronti, quindi la violenza psicologica, la violenza sessuale, la violenza fisica agita contro ragazze. Ecco, quindi, I dati sono in aumento in generale, poi le chiedo anche se per quanto riguarda i minori avete registrato dal vostro osservatorio speciale un aumento dei casi. Ma noi siamo uno tra i primi gruppi in Italia, una delle prime associazioni in Italia che ha cominciato a trattare minori, quindi non abbiamo la possibilità di attingere a un database più antico. Negli ultimi 3 anni sicuramente abbiamo visto una recrudescenza degli agiti violenti con conseguenze penali. Sicuramente c'è una recrudescenza anche tra gli adulti, e questo lo si vede nei numeri dei nostri accessi e lo si vede dal sito del Ministero degli Interni. È importante anche il fatto che spesso siano gli uomini che in modo autonomo si avvicinino a voi. In che modo avviene questo? E come si presentano a voi, Presidente? Allora, il nostro sito è attivo e abbiamo un numero attivo sostanzialmente 24 ore su 24, e a un primo contatto poi segue un appuntamento in cui c'è un colloquio e l'inizio di una serie di valutazioni di carattere psicologico. Sostanzialmente gli uomini vengono alla nostra associazione nel momento in cui sentono che il loro legame è compromesso, per cui sotto minaccia di un abbandono da parte della donna, o quando comunque ci sono delle trasformazioni in atto all'interno della famiglia che portano comunque a uno sconvolgimento e quindi anche a una consapevolezza. In questo dobbiamo ringraziare moltissimo i servizi sociali del territorio, dell'ULS 7 e dell'ULS 8, perché c'è una fortissima sensibilità, una grande capacità di lavoro in rete, per cui adesso diventa molto importante questa sinergia in cui
sono gli stessi servizi che segnalano agli uomini di poter accedere al nostro centro prima che succedano anche situazioni che possono avere risvolti giudiziari. Ecco. È possibile dunque il recupero? Spesse volte si sente dire non si possono recuperare, vanno chiusi in carcere, vanno buttate via le chiavi. Dalla vostra esperienza di fronte a queste frasi come vi sentite di replicare? Allora, che sicuramente gli agiti violenti sono abominevoli e sono ad altissimo impatto coscienziale. Noi lavoriamo perché le donne siano in sicurezza e per raggiungere l'utopistica cessazione completa di questo comportamento. D'altra parte è importantissimo agire per evitare le recidive. Il nostro tipo di azione è una prevenzione primaria, secondaria e terziaria dell'agito violento, per cui noi siamo convinti che ci sia la possibilità di una trasformazione. I numeri ce lo dicono, sicuramente a fronte di situazioni di violenza eclatanti e terribili la nostra attenzione è portata alla disperazione e forse anche al giudizio negativo, ma i numeri parlano di un 82-83% di evitamento delle recidive in un percorso follow up a 2-3 anni dall'inizio del trattamento, quindi abbiamo speranza e sicuramente anche in questo caso fa purtroppo molto meno rumore il lavoro silenzioso che le istituzioni come i servizi sociali e i comuni e noi cerchiamo di fare assieme ai centri antiviolenza che svolgono un'azione fondamentale di tutela e di aiuto alle vittime. Però sicuramente quando succedono tragedie come quelle che ricordiamo tutti, la nostra coscienza viene scossa e siamo presi da un fremito, da una disperazione. Però i numeri, ripeto, sono in realtà diversi. Ecco, noi soprattutto vediamo che le persone riescono a avere una vita migliore, anche se non in un'altra relazione. I nostri utenti, per esempio, hanno un miglioramento delle condizioni lavorative, riescono ad avere relazioni anche amicali che sono più solide e questo porta a disinnescare i circuiti di solitudine, isolamento e autoconvincimento che sono il carburante della violenza. Ecco. Per cui io credo che ci sia speranza. Sicuramente non dobbiamo mai mollare. È importante la vostra azione non solo quando la violenza si è compiuta, ma anche nella fase di prevenzione, quindi prevenzione, come lei ha ricordato, a partire dai più giovani, dalle scuole. Sì, attualmente siamo anche protagonisti assieme al Comune di Mussolente, nella persona dell'assessore Bontorin, di un progetto che vuole proprio favorire una cultura del rispetto e della gentilezza. Noi viviamo in una grande rimozione della gentilezza, in una grande vergogna, invece le relazioni umane si basano proprio sulla capacità di essere calde e accoglienti. Con questo progetto noi vogliamo incentivare la creatività giovanile, facendo partecipare il più possibile a un bando per la creazione di uno sticker, di un'immagine che poi verrà riprodotta e distribuita e che faciliti i comportamenti gentili. Quindi la nostra azione si rivolge prevalentemente agli adolescenti e anche ai preadolescenti, cercando di far nascere, favorire, rinforzare quei comportamenti relazionalmente rispettosi e di creatività di una vera ed effettiva parità di genere. Quindi l'azione agisce sulle scuole del territorio, che ringraziamo moltissimo perché si sono sempre dimostrate estremamente accoglienti e molto sensibili, e questo ci fa sperare perché c'è una sinergia tra adulti che si rendono conto che il problema deve essere combattuto senza tregua e ragazzi che rispondono con una effettiva diversità di mentalità. Come reagiscono i ragazzi? I ragazzi sono molto interessati, ci stupisce vedere quanto la lunghezza d'onda in realtà del rispetto sia il canale di frequenza che funziona di più. Ecco. Quindi noi andiamo a portare
il tentativo di una lettura, per esempio, dei comportamenti, di una lettura delle emozioni, e spesso e volentieri vediamo ragazzi già in sinergia, già in una capacità di comprendere quello che gli proponiamo. Sicuramente eccezioni ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, ma io credo che la maggioranza silenziosa sia fatta di ragazzi che vuole effettivamente avere un'altra immagine di maschilità, avere un'altra immagine di relazione all'interno delle relazioni intime. Assolutamente sì, i ragazzi, gli uomini possono essere in questo protagonisti per combattere questi fenomeni che purtroppo noi lo raccontiamo, stanno aumentando, lo dicono anche i numeri insomma, che voi avete a disposizione, quindi è importante intervenire in qualsiasi campo e sotto tutti i punti di vista. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo per essere intervenuto, per averci raccontato questa vostra esperienza e torneremo presto a parlare con lei, a capire come evolve il vostro impegno e la vostra attività sul territorio. Grazie davvero a Brian Vanzo, Presidente Associazione Ares. Grazie davvero Presidente, buon lavoro naturalmente, a presto. E questo insomma è uno spaccato importante che andava raccontato spesso e giustamente. Parliamo di violenza sulle donne per chi si occupa delle vittime, con le tante iniziative che si stanno mettendo in campo, e insomma abbiamo aperto una finestra anche dall'altra parte per capire com'è possibile il recupero di chi è autore di queste violenze. Adesso la politica con le amministrative 2023. A Vicenza stamattina è arrivato Carlo Calenda per dare il sostegno del terzo polo al candidato sindaco del Partito Democratico Giacomo Possamai. Allora ci colleghiamo proprio con Vicenza, dove per noi c'è il nostro Carlo Inghilleri. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza. Ci troviamo proprio nel cuore della città, in centro storico, in piazza San Lorenzo, dove poco fa è arrivato Carlo Calenda, il leader di Azione e del Terzo Polo, insieme a Matteo Renzi, per sostenere nell'occasione di queste amministrative 2023 il candidato del Partito Democratico Giacomo Possamai. A proposito, Calenda insieme a Renzi fecero parte del PD, era un PD diverso da oggi, era il PD di Industria 4.0, era il PD del Jobs Act e Renzi con Calenda nel frattempo sono fuoriusciti e hanno fatto un percorso diverso, a tal punto che il Partito Democratico nel 2021, quando Carlo Calenda si è candidato a sindaco di Roma, il Partito Democratico non lo ha appoggiato. Le distanze, se possibile, si sono addirittura accentuate con la svolta di Elly Schlein come nuova segretaria del PD, tanto che Carlo Calenda ultimamente, proprio qualche giorno fa, non ha mancato di sottolineare che lui non governerà mai con Elly Schlein. E allora la domanda che gli abbiamo rivolto in questa occasione è: perché, se a livello nazionale non è disposto a governare con Elly Schlein, qui a Vicenza invece appoggia il candidato del PD di Elly Schlein insieme a Sinistra Italiana e a Europa Verde? E poi perché è venuto qui a Vicenza ad appoggiare il candidato del PD quando lui invece, Carlo Calenda, quando è stato candidato sindaco, non è stato appoggiato dal Partito Democratico? E infine, come spiega ai cittadini questa alleanza? Qualcuno potrebbe anche sospettare che sia una manovra utilitarista, un'operazione utilitarista, cioè mettere insieme tanti voti mettendo da parte idee e percorsi differenti pur di riuscire a vincere sul candidato del centrodestra, il sindaco uscente Francesco Rucco. Ebbene, vediamo come ha risposto Carlo Calenda a questa domanda. Partiamo dal principio. Sì, no, io ho una differenza sostanziale con Elly Schlein e col Movimento 5 Stelle. Secondo, quello che succede nei comuni è completamente diverso perché parte dal candidato. Diciamo, se c'è una cosa su cui mi sento di mettere la mano sul fuoco è che Possamai non è espressione della sinistra, del PD e dei 5 Stelle, infatti non è alleato con i 5 Stelle. Dunque è molto differente. Io sostengo i candidati capaci. Cioè non me ne importa niente se sono del PD nostri o del centrodestra, sostengo quelli che io ritengo essere i più capaci, perché l'amministrazione di una città ha a che fare con mettere a posto le cose, ha molto poco a che fare con l'ideologia, non è che mettere a posto le buche o il decoro urbano è di destra o di sinistra. Quindi per noi è una valutazione essenzialmente di qualità della persona. Allora io dico ai vicentini: pensate quanto deve essere di qualità Possamai per spingermi ad appoggiarlo, nonostante in questo momento noi col PD non abbiamo alleanze, diciamo.
E grazie a Carlo Inghilleri, grazie per questa intervista al leader del terzo polo Carlo Calenda. Continueremo anzi a parlare di politica, di amministrative, in particolare con un focus sulla sfida tra le più attese insieme a quella di Vicenza-Treviso. Prima però ci fermiamo, c'è il meteo, poi la pubblicità e poi ci sarà spazio per il dibattito politico. A tra pochissimo. Rieccoci in diretta, come annunciato spazio al dibattito politico, temi nazionali, ma poi ci concentreremo su quelle che sono le tematiche strettamente legate alla realtà di Treviso, perché insomma tra 60 giorni esatti ci sarà l'appuntamento alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Allora saluto i miei ospiti, buongiorno a Maurizio Mestriner, candidato sindaco a Treviso per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno Mestriner, ben ritrovato. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Buongiorno, a fianco a me lo vedete già inquadrato, anche Gino Balbinot per Fratelli d'Italia. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. E in collegamento abbiamo Roberto Comandè del Partito Comunista Italiano. Buongiorno Comandè. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie davvero. Allora, iniziamo subito con alcune tematiche di cui si parla a livello nazionale. Io partirei subito col PNRR. Sapete, qualche giorno fa c'è stato un allarme lanciato dallo stesso esecutivo che diceva non riusciremo a rispettare le tempistiche, dunque una corsa contro il tempo per stare dentro a quelli che sono i limiti imposti per ottenere questi finanziamenti per i progetti approvati. Arrivano le parole dalla Premier Meloni, che sappiamo essere oggi a Verona in occasione del Vinitaly, e dice: non sono preoccupata dai ritardi sul PNRR, stiamo lavorando molto, non mi convince molto la ricostruzione allarmista, non prendo in considerazione di perdere le risorse, ha aggiunto la Premier, prendo in considerazione l'ipotesi di farlo arrivare a terra in maniera efficace. Balbinotto, insomma, parole rassicurazione per un progetto che anche per il Veneto vale davvero molto. Ma ritengo che le rassicurazioni che ha dato Giorgia Meloni siano reali, nel senso che abbiamo ereditato una situazione dopo 2 anni di presentazione di un PNR che vedeva da parte nostra all'opposizione quello che poteva essere un discorso su altri temi, sicuramente non accettando quello che era in quel momento una situazione che poteva essere di un governo che se ne sarebbe andato con buone probabilità, come è successo, lasciandoci poi in mano una importante eredità. Credo che quello che stanno facendo lo stia dando come veramente un tempo importante da qui a quando si definirà. Ho sentito parlare appunto in questi giorni chi da una parte dice non ce la farete abbandonando sul posto 200 miliardi, bisogna considerare che 120 miliardi saranno dati in prestito con addirittura ancora oggi una soluzione che è quella di non sapere con quali tipo di interessi e entro quanto tempo pagarli. Dopodiché quello che stanno facendo mi risulta essere un percorso importante, ma che in questo momento, pur non essendo definitivo, ha degli ottimi sviluppi che a breve dovrebbero essere risolti. Mestrinares, si vocifera che anche il capo dello Stato nell'incontro con la Premier Meloni abbia voluto avere rassicurazioni per quanto riguarda il PNR, perché è una sfida assolutamente che va colta e che va vinta rispettando, però sappiamo che ci sono dei tempi molto stretti e rischiamo di non essere pronti. Non si devono perdere i soldi che sono stati portati a casa dal presidente Giuseppe Conte. Per merito di Giuseppe Conte questi 209 miliardi possono arrivare in Italia ed essere spesi per l'economia locale dei territori. Ora ci troviamo di fronte all'ennesima presa in giro propagandistica, perché finché si è all'opposizione e si doveva raccogliere i voti degli italiani, lo slogan era "siamo pronti". Questo è lo slogan di Fratelli d'Italia ormai da un paio di anni, anche adesso lo stanno portando avanti alle comunali di Treviso, ma era lo slogan partito alle nazionali. Siamo pronti prima di prendere i voti, dopo niente, non sono più pronti. Entrano i problemi e ammettono di non riuscire a portare avanti i piani
per far sì che questi soldi arrivino in Italia. Allora è un problema enorme e l'altro giorno si parlava di 19 miliardi bloccati a causa di 2 progetti allocati in modo sbagliato, poiché lo stadio di Firenze e lo stadio di Venezia, quindi 2 progetti del nord, stanno bloccando 19 miliardi di investimenti per tutta Italia. E ora la situazione si fa quasi peggiore e sembra saltino gli investimenti per l'alta velocità, lo sviluppo dell'idrogeno e il digitale, gli asili e la sanità. Non possiamo permettercelo. Ora il governo non può andare avanti a fare scaricabarile, perché adesso parliamo di PNR, poi magari parliamo anche di altri temi, ma a qualsiasi punto che si tocca l'argomento è fare lo scaricabarile. I mesi stanno passando, capisco appena insediati, ma qui si tratta di dare risposte agli italiani perché si aspettavano delle risposte. Lo slogan era "siamo pronti, votateci". Poi la faccio rispondere Balbinotto, perché immagino che anche Comandè abbia qualcosa da ridire per quanto vi riguarda. Dopo Mestrinera, a lei, Comandè. Sì, assolutamente. Diciamo che appunto una delle caratteristiche di questo PNRR, per come è stato concepito in sede di Unione Europea, poi votato e accettato, e anche qui si potrebbe fare una discussione su come è stato appunto concepito questo PNRR. Come si diceva, nella sua natura c'è quello di avere delle scadenze ben definite, dei passaggi obbligatori e quindi tutto un iter procedurale dal quale appunto non si può scappare, come normale quando si parla di meccanismi europei. Quindi trovarci oggi a sentire da parte dell'esecutivo che appunto sponsorizzava come massimo slogan quello di essere pronti, di effettivamente non esserlo, ecco, risulta perlomeno un po' bizzarro. Appunto i criteri di realizzazione e rendicontazione sono fissati a monte, poi come vediamo già stanno impazzando le richieste di rinegoziare o di rivedere alcuni di questi punti, ma appunto si sapeva tutto prima, la roadmap, gli step necessari per ottenere questi soldi erano chiari sin dall'inizio, quindi trovarci oggi sentendoci dire che i ritardi dipendono da chi c'era prima o che appunto ci sono problematiche che non dipendono dalla volontà o dalla capacità di questo governo sembra un po' sembrano delle scusanti, delle giustificazioni rispetto a qualcosa che evidentemente dovevano essere già pronti a fare. Parliamo di un'enorme quantità di soldi che entreranno appunto, che stanno già in parte entrati e che continueranno a entrare all'interno delle economie italiane, soprattutto per quanto riguarda i territori, e che quindi è importantissimo ottenere. E di certo questa battuta d'arresto, per quanto a noi del PC non ci stupisca più di tanto, ma di certo non fa bene. Un ultimo appunto è che sicuramente un meccanismo come quello del PNRR, per come è stato strutturato con tutti questi limiti, dovrebbe spingerci a fare una riflessione sull'Unione Europea, sui meccanismi con cui funziona l'Unione Europea, per appunto magari elaborarne di altri che ci permettano di utilizzare questi fondi in maniera più efficace, più utile per il territorio, appunto perché quando parliamo di stadi l'utilità per il territorio insomma possiamo anche metterla un po' in discussione e quindi riscrivere queste regole europee che poi fondamentalmente non permettono di utilizzare i fondi che arrivano come nei tempi e nelle modalità e per gli obiettivi che poi i singoli paesi e i singoli territori appunto hanno bisogno di ottenere. Tante scuse, scaricabarile. Credo che non ci sia bisogno di litigare su quelle che sono frasi che vengono rifatte a quello che era uno slogan. Adesso se non ve ne siete accorti non abbiamo più questo slogan, ma diciamo che il nostro slogan è quello di fare, perché proprio ci stiamo occupando di quelle che sono le soluzioni che gli altri, vorrei chiedere semplicemente, ma se per 2 anni c'era tutta questa grandissima preparazione da parte degli altri partiti che hanno in quel momento accettato di andare a discutere su temi che
dovevano essere prima o poi intrapresi sul PNRR, per quale motivo ci siamo trovati con un vuoto assoluto, con quei pochissimi spazi che erano stati quasi approvati, diciamo, avevano bisogno di quella che era una collocazione finale, e ci hanno lasciato la maggior parte di quelli che erano i punti da ridiscutere. Dopodiché pensare che non sia accaduto nulla in questi ultimi anni, abbiamo avuto una pandemia e credo che qualcosa ci abbia lasciato sul territorio, abbiamo avuto quello che era un incremento di quelle che sono le materie prime che ci ha totalmente, credo, destabilizzato, ma non noi, ha destabilizzato un paese che in questo momento ha bisogno di andare a cercare le risorse, se vogliamo attraverso il PNRR, piuttosto che tantissimi altri passaggi che questo governo sta portando a casa. Abbiamo sentito di tutto, in questo momento ritengo che non solo siamo pronti, ma ci stiamo dando da fare per portare a casa, e se qualcuno ha queste informazioni dove noi abbiamo abbandonato quello che è il percorso dicendo che non ce la facciamo, ce lo dica. A me risulta che stiamo portandolo avanti con quelle che sono le criticità di un percorso, appunto, come hanno detto, intrapreso non sicuramente 2 anni fa, ma nel breve come governo, e credo che tutto quello che si sta facendo servirà domani a dimostrare quanto importante sia il lavoro che metteremo sul campo per portare a casa non solo quei 220 miliardi, 209 miliardi, ma forse anche qualcosa di più. Messrinari, poi le faccio replicare anche perché c'è un altro tema legato al PNRR che arriva dai territori, tra l'altro voi insomma siete in corsa, siete protagonisti per le amministrative a Treviso, ed è quello proprio delle difficoltà degli enti locali con il personale sempre più risicato a far fronte a quelle che sono le scadenze e le incombenze richieste dal PNRR. Vengo subito da lei, Messrinari, poi anche Comandè. Prima però restiamo in tema di politica perché c'è un appuntamento importante, quello delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Ancora assolutamente silenzio elettorale perché le urne chiuderanno alle 14, ma un dato c'è ed è un dato che caratterizza ormai tutti gli appuntamenti elettorali ed è quello dell'affluenza. Buongiorno al nostro Marco Stabile, grazie per essere con noi Marco, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno agli amici che ci guardano dal Veneto. Corsa all'elezione del nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia, a patto che sia nuovo e che Fedriga non venga riconfermato, che appariva come l'ipotesi più probabile. Una corsa a 4 tra Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, il candidato a presidente del centro-sinistra, in cui c'è anche il Movimento 5 Stelle, Giorgia Tripoli insieme Liberi, Alessandro Maranda, il terzo polo, ovvero Azione Italia Viva più Europa. Dicevi dell'affluenza, ieri sera ore 23 in Friuli Venezia Giulia ha votato il 35% degli aventi diritto al voto, di meno a Trieste, maglia nera del Friuli Venezia Giulia con il 30%. È un dato basso il 35% a livello regionale, ma non così basso rispetto alle recenti elezioni in Lombardia e in Lazio, e soprattutto sostanzialmente in linea con il 2013, quando si votò sia la domenica che il lunedì e si chiuse però al 50%, e abbastanza in linea teoricamente anche con l'ultima tornata, anche se nel 2018 si votò in un giorno solo. Quindi prima di tutto bisognerà capire se si raggiungerà, diciamo così, la metà degli aventi diritto al voto, e poi c'è la grande battaglia dei partiti per capire quelli che saranno anche i nuovi equilibri, per esempio all'interno del centrodestra, dove 5 anni fa c'era una Lega al 34% ed ora lo sappiamo a livello nazionale a guidare la coalizione c'è invece Fratelli d'Italia. E poi un po' proprio come in Veneto c'è la lista del presidente, quindi bisognerà vedere se in Friuli Venezia Giulia Fedriga per esempio riuscirà a fare lo stesso effetto che fece la lista Zaia in Veneto oppure no. Poi sul fronte opposto, centrosinistra, bisognerà valutare gli equilibri interni, naturalmente il peso del Partito Democratico ed anche la eventuale tenuta o meno di questa alleanza con il Movimento 5 Stelle, che è un po' particolare perché per quanto riguarda la corsa alla regione il centrosinistra è alleato con il Movimento 5 Stelle, ma siccome si vota anche in alcuni comuni come quello di Udine, l'unico capoluogo di provincia che eleggerà il sindaco in questa tornata, invece i 5 Stelle corrono da soli, mentre il terzo polo è insieme al centro-sinistra, quindi diciamo così alleanze variabili tra regionali e comunali. Ad ogni modo tra le 5:30 e le 6 del pomeriggio probabilmente sapremo già chi sarà il presidente eletto, che tra l'altro terrà subito una conferenza stampa qui vicino nella sala del Consiglio regionale, che eleggerà 47 rappresentanti più il presidente
ufficialmente eletto e il secondo dei 4 nella corsa alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Quindi questo sarà il verdetto più importante, poi attenderemo i sindaci, ovviamente poi ci sarà la battaglia delle preferenze che vedremo che esito darà, quella forse che potrebbe riservare qualche maggiore colpo a sorpresa. Per qualsiasi cosa noi siamo qui, quindi ci saranno eventualmente anche dei collegamenti nelle vostre prossime trasmissioni per aggiornarmi su come andrà il voto delle regionali in Friuli Venezia Giulia. Grazie a Marco Stabile del Consiglio regionale per questo aggiornamento. Naturalmente apriremo una finestra anche nelle nostre edizioni regionali sul voto in Friuli Venezia Giulia. Torniamo al nostro tema PNRR. Messrinari, io ho aggiunto un elemento in più ed è quello della sofferenza delle amministrazioni locali in questa partita. Il governo e a cascata fino agli enti locali territoriali deve mettere e doveva impostare un lavoro di messa in ordine di aiuti per fare le progettualità. Su questo siamo tutti d'accordo. Se ci sono, sappiamo benissimo che è da sempre così, che i comuni più piccoli soffrono il non riuscire a sviluppare i progetti, anche se spesso appunto sono quei comuni i più piccoli che hanno maggiori fondi disponibili, però bisogna poi portarli appunto a casa. E su questo le strade potevano essere, credo, adesso non sono a Roma, ma credo potessero essere gestite sicuramente meglio a partire dalle regioni e dalle province, che si creino una rete di aiuto progettuale affinché tutti i territori possano esprimere i progetti su cui puntare. So che era stato fatto una cosa di questo tipo a livello di scaletta di progetti sui territori e poi definire delle graduatorie affinché i soldi venissero distribuiti nel miglior modo. È evidente che si può fare tutto meglio, ma qui il problema grosso è che il ministro Fitto, e non è un ministro 5 Stelle, il ministro di Fratelli d'Italia, ha detto chiaramente: sognateveli tutti quei soldi, non riusciremo mai a portarli a casa. Cioè è una missione bella e buona di colpa grande, quindi è inutile scaricarsi il barile all'interno dello stesso partito. Comandè, il tema amministrazioni locali torna prepotentemente, nel senso che il tema della carenza di personale sotto tanti punti di vista si fa sentire qui forse ancora di più, parlando di PNRR. Senz'altro, questo è un grosso problema che è bene che sia stato sottolineato. Pensiamo nei mesi scorsi ai vari concorsi che sono stati indetti per assumere del personale qualificato, quindi parliamo di ingegneri, progettisti, di professionalità importanti, nei mesi scorsi che sono andati quasi tutti in flop, poche candidature. Chi ha vinto il concorso ha deciso spesso di rinunciare al posto. Perché? Perché si trattava di posti di lavoro temporanei, assunzioni di un certo livello, però appunto a tempo determinato, quindi per quella che è la realtà lavorativa di molti di noi, anche per chi ha dei titoli di studio e delle professionalità appunto importanti come quelle che servivano e serviranno e servono per realizzare il PNRR, ma non solo. È chiaro che poi trovarsi con un contratto a tempo determinato e non sapere fra 2 anni dove e come si potrà proseguire un rapporto di lavoro vago e fumoso, già questo fa capire da un po' la misura di come sia stato preso decisamente sotto gamba il problema della realizzazione appunto di questo PNRR, anche declinato poi con le difficoltà che hanno appunto le amministrazioni locali, specie quelle più piccole, e quindi indubbiamente andavano assistite e quando noi parliamo di assistere, di migliorare la qualità delle istituzioni pubbliche, dalle più piccole alle più grandi, parliamo di aumentare il personale, di rendere questo personale sicuro del proprio lavoro, di costruire le condizioni per far sì che tutti possano fare il proprio lavoro senza sapere che fra 6 mesi non avranno più la sedia appunto su cui sedersi e andare al lavoro tutte le mattine. Questo è solo uno dei tanti aspetti. Sarebbe sicuramente molto più opportuno
fare attenzione a queste necessità delle singole realtà che sono ormai da fondamentalmente decenni lasciate a se stesse, quando poi c'è da realizzare progetti che nella maggior parte dei casi vengono anche scelti e ideati altrove senza il giusto contributo dei territori, delle realtà territoriali stesse. Quindi diciamo che lavori più certi, lavori più sicuri, contratti di lavoro più chiari, retribuzioni adatte a quelli che sono i ruoli, sicuramente era un qualcosa di realizzabile per migliorare ed efficientare la realizzazione di questi fondi, dei progetti legati ai fondi del PNRR. Se il PNRR è al centro della discussione politica, ma anche insomma sull'Italia sono dati gli occhi dell'Europa sul rispetto di questi progetti, di queste tempistiche, sicuramente Italia ha osservato speciale anche sul fronte migranti. È un altro tema assolutamente d'attualità. Leggiamo dal sito del Corriere della Sera: migranti 35 bloccati sull'isola di Lampione. Se la regia riesce a far vedere la pagina del Corriere.it, vedete anche di che isola stiamo parlando. È un isolotto che fa parte della Sicilia. Le onde alte impediscono i soccorsi, cibo lanciato dalle motovedette. Accertamenti per capire con quale imbarcazione, forse naufragata, siano arrivati. E tra l'altro oggi è previsto anche un vertice tra il ministro Tajani e i suoi omologhi per quanto riguarda Albania, Bosnia, Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia per quanto riguarda i migranti che arrivano dalla cosiddetta rotta dei Balcani. Mestriner, parto con lei, poi Comandà e poi Balbinot. Quello dei migranti è un tema assolutamente delicato perché parliamo di vite umane, si cercano accordi con i paesi di partenza, si lamenta spesso un abbandono da parte dell'Europa, che, mi perdoni se la interrompo, se la blocco un attimo. Si è parlato dell'accoglienza europea per quanto riguarda, dopo lo scoppio della guerra, dei rifugiati ucraini, ma questo non avviene nel resto d'Europa per quanto riguarda altri richiedenti asilo. Sì, questo è verissimo. Qui la partita si gioca come governo italiano, si gioca in Europa e dobbiamo alzare l'asticella della qualità di quanto portiamo come idee. Dobbiamo convincerci tutti che dobbiamo superare l'accordo di Dublino, poiché questo ancora ci vincola a bloccare i migranti che sbarcano in Italia e gestirli completamente in carico appunto al paese dove il migrante sbarca. L'accordo di Dublino va ridiscusso e deve esserci una ridistribuzione in Europa sulla base di ragionamenti che possono essere i più svariati, ma comunque deve esserci una ridistribuzione che deve diventare un meccanismo automatico. Gli slogan, come al solito anche qui, sono caduti, siamo pronti, ma in realtà non siamo pronti, non slogan del Movimento 5 Stelle ma di qualcun altro. Ci avevano promesso, perché erano pronti, no? Ci avevano promesso porti chiusi e blocco navale. Hanno preso voti evidentemente su questi slogan che muovono la pancia, lavorano sulla psicologia, no? Muovono la pancia del cittadino e dicono finalmente arrivano questi che tengono tutti ben distanti. E invece vediamo che la realtà è completamente differente. I problemi sono enormi e per risolverli bisogna gestirli, non bisogna girarsi dall'altra parte e far finta che questi non ci siano. Quindi accordo di Dublino da rivedere e va discusso nelle sedi europee e poi invece l'Italia come governo deve lavorare molto di più affinché ci siano accordi per i rimpatri e questo va fatto direttamente con gli stati, con le nazioni di partenza e è un lavoro che purtroppo non si riesce mai a fare perché forse cambiamo troppi governi in Italia, non abbiamo continuità e sta di fatto che non riusciamo a concludere queste vie diplomatiche che permetterebbero di gestire il problema in modo più efficiente. Comandè, l'Italia lasciata sola dall'Europa o un'Italia che fatica ad imporsi in Europa per un aiuto
concreto sul fronte migrazione? Cioè, senz'altro, qui torniamo anche a un discorso che abbiamo accennato prima, quelli che sono i meccanismi europei evidentemente non funzionano sotto molti punti di vista e per molti aspetti, fra cui anche quello della migrazione, che sappiamo essere un fenomeno, anzi che dobbiamo imparare ad accettare, essere un fenomeno che contraddistingue il nostro tempo tra cambiamento climatico, disuguaglianze, guerre, instabilità politica, alimentare, idrica, pandemie, insomma non voglio stare qui a fare l'elenco di quante cose terribili accadono tutti i giorni, ma è questa, diciamo, la situazione in cui noi oggi siamo a livello globale a causa, per quanto ci riguarda, tendenzialmente dei metodi di produzione capitalistici e del modo in cui il capitalismo poi va a riprodursi nei paesi poveri del terzo mondo. Quindi non possiamo considerare l'immigrazione come un problema che o non fai entrare nessuno o fai entrare tutti. Sono due modi di vedere il problema, entrambi assolutamente sbagliati. Quello che qui bisogna cercare di fare è innanzitutto agire sulle cause, su ciò che rende possibile che infinite ed sempre più grandi schiere di persone siano costrette a spostarsi dai luoghi in cui sono nati per andare appunto a cercare fortuna altrove o semplicemente per sfuggire alla morte, come nella maggior parte dei casi, perché sfido io a salire su un barcone o un barchino nella notte del Mediterraneo per attraversare il canale di Sicilia. Io sono siciliano, conosco bene quei mari, vi assicuro che bisogna avere molta più paura di quello che ti lascia alle spalle rispetto a quello che quel mare scuro rappresenta. Quindi sicuramente operare su questo, diminuire lo sfruttamento, il land grabbing che viene fatto in questi paesi, cercare di intervenire per migliorare e rendere autonome il più possibile queste realtà da cui proviene la maggior parte dei migranti, per fare in modo che non debbano partire. È indubbio che questo sia la soluzione, diciamo, più efficace. Preso atto che in questo momento è un fenomeno che comunque avviene, noi dobbiamo innanzitutto tenere fisso il faro del salvare le vite. Non si possono non salvare vite in pericolo, questo penso che non sia in alcun modo discutibile, e il governo stesso oggi, appunto, che alzava molto la voce, porti chiusi, la pacchia è finita, anche oggi si trova a dover, ovviamente, per fortuna, salvare queste persone, tra cui anche molti minori, appunto, che cercano di venire in Europa rischiando la propria vita. Detto questo, l'Europa dovrebbe essere molto più presente, dovrebbe essere ridiscusso e completamente superato l'accordo di Dublino, e potenziare non solo quella che è l'accoglienza, quindi arrivano, li distribuiamo. Queste sono persone che hanno già dei legami familiari spesso in Europa, tra la Germania, la Svezia, la Spagna, un po' tutti i paesi. Rendere questo meccanismo più fluido, farli arrivare, aumentare, migliorare il sistema dell'accoglienza, ma non fermarsi al sistema dell'accoglienza. L'accoglienza deve poi diventare integrazione. Per integrazione intendo soprattutto lavorativa, integrazione quindi nella società, nell'attività che poi queste persone possono svolgere nella società. Se noi riusciamo a avviare un processo di questo genere, riusciremo a trasformare questo problema in una potenziale ricchezza per il nostro Paese. Altrimenti potremo rimbalzarci con slogan vuoti come chiudiamo i porti o facciamo entrare tutti. Torna anche con Comandè, come ha detto Mestriner, questo slogan dei porti chiusi, blocchi navali. Ma allora, primo ringrazio perché tutti quanti hanno fatto i compiti e hanno ripreso quello che dicevamo noi, nel senso che l'aspetto della revisione di Dublino credo che sia nelle nostre anime da parecchi anni, quindi hanno imparato che probabilmente Dublino va rivisto, non solo per il fatto che rimangono qui, ma per le ricollocazioni che, come è stato dato con dati certi, neanche il 10% di quelli che erano le imposizioni, tra virgolette, di Dublino. Dopodiché dobbiamo fare un appunto per quanto riguarda i porti chiusi. Credo che
se non diventiamo tutti quanti russi, invadiamo quelli che sono stati esteri, i porti chiusi devono avere una collaborazione prima europea e dopodiché, come si sta facendo peraltro con vari incontri che sono stati penso visti da tutti in questi ultimi giorni da parte del nostro capo di governo, che ha avuto incontri vuoi con la Tunisia, vuoi con tutti quelli che paesi sono quelli sia del Nord Africa piuttosto che nell'area sub-sahariana. Dopodiché devo dire una cosa, questo va detto. Negli ultimi mesi abbiamo dovuto affrontare quella che è una migrazione legata, come dicevano loro, a tantissimi temi, a tantissimi problemi di persone che provengono da situazioni sufficientemente poco chiare. Hanno detto lo sfruttamento di quelle che sono le economie, sicuramente non è un dato di fatto, ma è certo che qualche paese li ha sfruttati, di sicuro non l'Italia. Stiamo tentando di portare avanti un piano Mattei e questo penso sia visto da tutti e spero sia anche visto in maniera positiva. Abbiamo ripreso quello che appunto parlando di lavoro, abbiamo ripreso quelli che possono essere canali autorizzativi per far entrare persone per motivi di lavoro. Oggi entrano tantissime persone che probabilmente non solo rischiano perché dietro le spalle si lasciano qualcosa di piuttosto pericoloso, ma se così fosse, lasciandosi non solo la pericolosità del mare, ma anche quello che verranno ad intraprendere in Italia, con questo grandissimo rischio che tutti quanti rappresentano di essere trattati male. Consideri che noi salviamo da quando siamo entrati a far parte di questo governo, nonostante quello che ci vogliono attribuire, tantissime vite. Non siamo sicuramente persone che non accolgono, non siamo un governo di persone che hanno rifiutato quella che è la possibile immigrazione, anche se in questo momento devastante sotto l'aspetto economico per tutto il Paese, visto che l'Europa non si vuol dare quella che può essere una direttiva che aiuti non solo l'Italia, perché l'Italia, che diventa un hub di tutti gli immigrati di questo mondo, avrà bisogno sicuramente, e penso ne convengano tutti, di quelle che sono economie, se vogliamo farle passare per il PNRR piuttosto che per qualsiasi altro strumento europeo, credo che però debba esserci. Quindi noi interveniamo su quello. Dopodiché quello che è stato fatto in questo momento è quello di tentare quegli accordi che appunto non a parole, ma con quelle che sono norme concrete, norme internazionali, permettano di limitare quello che è lo spazio di ingresso verso l'Italia. Quindi i porti chiusi, premetto, non siamo delle persone, soprattutto noi italiani, non siamo persone che intendono invadere Tunisia, Marocco, Libia, Turchia, per dire guardate da questo momento in poi da voi non parte più nessuno. Quindi quello che si deve fare, e spero si faccia da qui al prossimo futuro con tutti d'accordo, perché se andiamo a vedere ogni tanto ci indicano come quelle persone che non sono accoglienti. Viva Dio la parte di Visegrad che qualcuno ogni tanto tira fuori dicendo voi siete con quelli, in questo momento ha accolto tantissimi ucraini da soli, senza l'aiuto di nessuno. Probabilmente qualcuno dirà non è vero, l'Europa li sta aiutando. Comunque lo hanno fatto tutte quelle persone che in questo momento sono entrate dall'Ucraina, sono state accolte dall'Italia e mi sembra che sia stato dimostrato. Abbiamo accolto dal sud tutti quelli che provengono da qualsiasi altro paese dell'Africa. Stiamo accogliendo anche da quelle che sono le aree del nord-est qualsiasi ingresso, perché sembra che l'Italia sia il Bengodi di quello che è un futuro di permessi o di eventualità di sopravvivenza senza bisogno di nessuna autorizzazione da parte di un paese sovrano. Quindi su questo è un tema che veramente abbiamo sempre avuto come importante, non è uno slogan, è un tema, soprattutto quello dei porti chiusi, perché io premetto, ho per fortuna delle amicizie che dicono da quei paesi, da quei campi profughi a volte entrano delle persone per delle cure, soprattutto nel nostro paese, e lo fanno attraverso canali umanitari. Quindi aprire canali non è una fantasia nostra, è una realtà che esiste già. Dopodiché, se si vuole condannare il fatto che tutti i popoli si stanno muovendo verso quella che è la parte più semplice, cioè tutte le coste dell'Italia, viva Dio, pian pianino spero di dimostrare quello che non era uno slogan, ma era un tentativo di dimostrare che l'Italia deve rimanere paese sovrano, essendo poi quello che è il primo sbocco verso l'Europa da parte di tutti i popoli. Allora io mi fermerei sui temi nazionali, farei così, lancerei il meteo, la pubblicità e poi con i miei ospiti mi concentrerei su quella che è la partita delle amministrative a Treviso, che li vede sotto vari punti di vista protagonisti, per capire insomma quelle che sono le sfide che aspettano la città da qui ai prossimi 5 anni. Meteo, pubblicità e poi torniamo per parlare di Treviso. A tra poco.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che il ciclone si sposterà verso sud. Sul nostro territorio dunque il tempo migliora. Il dettaglio di lunedì 3 aprile. Sul Veneto sarà via via più stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e con ottima visibilità. Durante le ore centrali sarà possibile la formazione di qualche annuvolamento irregolare sui rilievi prealpini, ma senza conseguenze. Venti anche forti di Bora, temperature in ulteriore calo, minime tra 3 e 8 gradi, massime tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con prevalenza di sole. Sulla costa soffierà Bora forte con possibili raffiche fino a 80-90 km/h. Temperature minime sui 4-7 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si prevede tempo soleggiato, come ci mostra la grafica, con vento da nord in rafforzamento. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, perché si fosse appena collegato in studio con me Maurizio Mestriner, candidato sindaco a Treviso per il Movimento 5 Stelle, Gino Balbinotto di Fratelli d'Italia e in collegamento per il Partito Comunista Italiano Roberto Comandè. Veniamo alle tematiche strettamente legate a Treviso e partiamo subito da quello che è il tema di cui si discute in città in queste ultime ore a livello politico, ma anche a livello di commercianti. Abbiamo visto l'intervento del presidente di Ascom Capraro ed è la cancellazione dopo 25 anni della Gran Fondo Pinarello, un appuntamento classico per gli amanti del ciclismo, ma non solo, che accompagnava l'estate, era l'appuntamento del luglio e che è stata appunto cancellata per questo 2023, e questo si teme possa avere delle ripercussioni su quella che è anche l'economia di una città come quella di Treviso, Mestrinera, vocazione turistica, ma anche appunto caratterizzata per gli appassionati del ciclismo, delle due ruote. È una perdita enorme per Treviso per quanto riguarda l'economia locale e tutto l'indotto che muove lo sport, dando appunto portatore di un messaggio positivo in quanto legato alla salute, alla qualità di una vita sicuramente buona, ma appunto muove tante persone, tanti appassionati, oltre a tutto l'indotto creato appunto dai professionisti quando si spostano dalle città, e vi parla uno che di sport ne fa tanto, fa parte della mia vita in maniera predominante. E qui l'amministrazione ha sbagliato, prima, adesso con la Gran Fondo e prima con la maratona. Questi eventi devono rimanere in città, anche perché siamo città dello sport e quindi non si capisce come mai riusciamo ad ottenere certe qualifiche e poi via via perdere eventi di questo tipo. Dobbiamo tornare ad accentrare Treviso nella provincia con eventi sicuramente di primo piano e poi creare attorno a questi tutti eventi che già ci sono, ma creare una rete di eventi senza accavallamenti in tutta la provincia, perché la bici è un simbolo del territorio, non possiamo negarlo, e va tenuta in primo piano. Dobbiamo quindi riparlare o con il Pinarello o gestendo la questione, comunque l'amministrazione non può tirarsi indietro e eventualmente cambiare il format può essere una cosa. Gli eventi sportivi
gli anni passano e ci si può rimanere legati alla tradizione o guardare anche al futuro, ma dobbiamo riportare Treviso ad essere fulcro della provincia con eventi importanti. Comandè, da Mestrinari arriva questo appello in qualche modo ad intervenire per fare in modo che questo appuntamento non se ne vada da Treviso? Beh, è un appello a cui sicuramente ci uniamo anche noi del Partito Comunista Italiano, notando anche che non era proprio il momento adatto questo probabilmente per infliggere un colpo di questo genere alla città. È un momento di crisi soprattutto per commercianti, per chi appunto avrebbe goduto, tra virgolette goduto, avrebbe ottenuto magari di più in termini di indotto, di movimento economico da una manifestazione di questo genere. È un periodo in cui a causa di sanzioni alla Russia, di inflazione, di rincari, di aumento dei prezzi energetici e quant'altro, commercianti, gente con negozi, artigiani del centro stanno soffrendo, quindi era assolutamente un momento per cercare di dargli una mano piuttosto che di appunto peggiorare la loro situazione, quindi indubbiamente speriamo che si possa fare. Si è bloccato, eccola qui, è tornata. Si era bloccato per un attimo il collegamento, se può riprendere, comandante. Mi sentite? Sì. Ok, certo. Dunque, dicevo appunto che un momento come questo sarebbe stato molto più utile da parte dell'amministrazione intervenire, speriamo ci sia ancora modo di farlo per assicurare che la manifestazione si verificasse piuttosto appunto che infliggere un altro colpo ai già martoriati negozianti, commercianti e artigiani di Treviso. Bisogna anzi addirittura organizzarne ancora di più di questi eventi. Sono eventi che fanno bene alla città, sono eventi che trasmettono dei valori importanti come quelli dello sport, ma che appunto generano movimento all'interno della città, dentro e fuori la città. Ed è anche questo uno dei motivi che ci spinge a rilanciare, come nel nostro programma, l'idea della Grande Treviso, perché una Treviso più grande può sicuramente ospitare eventi più grandi, può sicuramente coordinare meglio quelle che sono le singole territorialità al suo interno per appunto evitare accavallamenti o appunto problematiche di questo tipo e organizzare eventi che possono anche competere con eventi più grandi che altre città del Veneto riescono ad organizzare. Pensiamo al Vinitaly, pensiamo alla Biennale di Venezia. Noi non capiamo perché Treviso, con tutte le potenzialità che ha, non possa anch'essa riuscire a essere sede di eventi di questa importanza che, oltre a dare lustro migliorare e diffondere l'immagine della città a livello non solo locale ma anche nazionale e internazionale, appunto perché Treviso non possa farlo. Per noi, per Treviso lo può e lo deve fare tramite anche grazie al progetto della Grande Treviso. Sfide importanti per una città come Treviso, Balbinot. Sì, Treviso credo bisogna andare ad analizzare intanto per quale motivo non è stato possibile creare questo evento. Ci sono buone probabilità di pensare a delle concause tra quella che può essere l'interesse da parte della società che in questo momento gestisce anche la Fondo Pinarello, piuttosto che in realtà l'intervento di un'amministrazione che già purtroppo langue economicamente e che probabilmente ha anche valutato questo ma non è riuscita a farlo per quelli che sono stati gli aumenti di quelle che sono state materie prime rivolte poi a quelli che sono gli apparati del comune, quindi riscaldamento piuttosto che energia elettrica su quelli che sono gli spazi comunali, che hanno magari tolto quella che poteva essere la velocità nell'intraprendere un percorso economico che in quel momento magari non poteva essere in qualche modo in grado di assorbire completamente quella che è la manifestazione. Io ritengo che non solo Treviso abbia bisogno di questo, ma lo ha anche dimostrato su quella che è una propensione allo sport. Abbiamo il rugby, abbiamo questo e abbiamo anche delle grandi manifestazioni che in questo momento ritengo si possano essere allontanate ma non definitivamente dalla città, così come mi auguro anche per quanto riguarda la Fondo Pinarello. Probabilmente è uno step che rivedremo il prossimo anno, che pian pianino si ripresenterà con quelle che sono congiunture più favorevoli, e ritengo che ci sia obbligo da parte del
della nostra amministrazione, con quello che sarà l'intervento che Fratelli d'Italia sarà lì pronto a rappresentare come esigenze di questa città, in quanto il turismo e non solo dovrebbe riprendere quella che è la parte economica di un paese che non solo a livello di Treviso si comincia a pagare quelle che sono le conseguenze di due coincidenze negative che purtroppo sono state le materie prime e addirittura quello che poteva essere un Covid che ha in qualche modo tolto la fantasia di partecipare a quelle che sono manifestazioni pubbliche da parte di tantissime persone. Questo credo sia terminato, credo che bisognerà riprendere le persone e far ragionare sul fatto che l'economia di questo paese permetterà una serenità maggiore a tutta la città. Comandante, lei ha toccato un tasto molto delicato per quanto riguarda la situazione del centro storico, ma che è un po' quella che riguarda tanti centri storici di grandi province. Parliamo dello spopolamento, o perlomeno della difficoltà, soprattutto delle attività commerciali, di continuare a fare il proprio lavoro, perché c'è il caro affitti, c'è il caro bollette, la situazione, lo ricordava lei, è molto delicata e si parla spesso di buchi neri a Treviso come in altre appunto grandi città sulle quali bisogna fare una riflessione, bisogna intervenire trovando poi anche quegli accordi, parliamo di caro affitti, con i privati che a loro volta i proprietari sono in difficoltà e quindi è una catena sulla quale bisogna intervenire oliandola nel modo giusto. Assolutamente, ecco. È importante questo discorso, è molto importante perché noi assistiamo a un problema appunto diffuso che ogni volta che c'è una crisi e ormai il nostro modello capitalistico neoliberale ci ha insegnato che le crisi si ripetono costantemente, è un po' quello che lo tiene in vita nonostante i grossi fallimenti che vediamo. Alla fine queste crisi vengono sempre fatte pagare a coloro che vivono del proprio lavoro. Noi dobbiamo iniziare, crediamo noi, modificando questa cosa qui. Se c'è un problema di materie prime, se c'è un problema di inflazione, se c'è un problema di affitti, non può essere il piccolo commerciante a doverne fare le spese. Ci sono realtà che hanno speculato in maniera veramente, mi permetto di dire, criminale sugli aumenti, sulla speculazione soprattutto energetica, con dei profitti enormi sui quali non si è nemmeno riusciti ad applicare quella bozza di tassa sugli extra profitti provata dal governo Draghi, ma che poi fondamentalmente non ha portato praticamente a nulla. Tassare questo tipo di profitti avrebbe sicuramente potuto creare, se ci fosse stata la volontà politica, ma è questo quello che manca. Avrebbe voluto creare un fondo, comunque mettere a disposizione del denaro da poi utilizzare per sostenere i piccoli, appunto, che piuttosto che essere poi divorati dalle spese e quant'altro potevano essere supportati nel pagamento dell'affitto, nel pagamento delle bollette, nel compensare quello che è l'aumento dei rincari delle materie prime e quant'altro. Quindi il fenomeno è molto complesso, non penso che possa bastare un semplice accordo così, diciamo, una tantum per la riduzione degli affitti. Bisogna fare un discorso molto serio, strutturale, nel quale noi riusciamo a dirottare, che è un po' un termine sbagliato perché sembra quasi che non dovrebbe essere così, invece è proprio dove devono andare le risorse per le persone, per coloro che lavorano e che vivono del proprio lavoro, e che nel momento in cui le congiunture internazionali si fanno negative, soprattutto a causa della speculazione, non possono essere loro a pagare. Ed è per questo che si svuotano le città, ed è per questo che le piccole aziende sono costrette a chiudere, ed è per questo che ci troviamo in una situazione in cui la disoccupazione è alta, in cui c'è molto precariato, perché ci si ostina a far pagare le crisi sistemiche ai piccoli, alle persone che vivono del proprio lavoro. Noi dobbiamo cambiare questo. Messiner, sicuramente nel concetto di città attrattiva, città turistica, una città lo è se è viva, se ha i suoi residenti, e i residenti ci sono nel momento in cui ci sono anche le attività. Bravissimo, è proprio il punto dove volevo arrivare. È vero che gli affitti crescono, come anche le spese fisse delle attività di anno in anno crescono. Il problema poi è perché le attività a Treviso non riescono a fatturare, quindi a portare a casa ogni mese quello che serve per
pagare le spese e prendersi il giusto guadagno di ogni commerciante che fa il suo onesto lavoro. Il problema è che Treviso si sta spopolando, non c'è un'identità con una visione di qualche anno in avanti che si vuol dare a questa città, si vive del passato e purtroppo il passato è che praticamente ragionavo proprio l'altro giorno, siamo a 15 anni dall'ultima ombra longa e l'etichetta più clamorosa che a Treviso è stata affibbiata e alla quale forse non ci siamo mai smarcati è proprio ancora l'ombra longa che è finita 15 anni fa. Mentre abbiamo una città che può essere rivalutata con vari temi che devono essere legati sia ad eventi, ma poi non deve chiudersi con il singolo evento. Bisogna creare un brand Treviso che sia riconosciuto 365 giorni all'anno e di idee se ne possono mettere sul piatto parecchie. Abbiamo una città che è una piccola Venezia basata sull'acqua, con il Sile e con tutte le risorgive, e poi abbiamo i temi storici, abbiamo le mura, il patrimonio legato al Medioevo ed è legata non solo poi a Treviso ma a tutto il contesto della provincia. Insomma, ci sarebbe da fare molto per portare Treviso, poi città, a vivere meglio, ma noi notiamo come ci si basa sempre sulle classiche logiche e anche oggi leggevo che l'importante per Treviso, per l'economia di Treviso, è l'aeroporto. Secondo me è marginale questa questione, cioè l'importante per Treviso è farla vivere con dei temi forti e che diventino un brand riconosciuto a livello nazionale e anche oltre confine, perché poi il turista e il cittadino ha piacere a vivere in una città dove si sta bene appunto non con i problemi di sicurezza che viviamo ormai quotidianamente. Si arriva al weekend, che dovrebbero essere i giorni dove i commercianti riescono ad avere respiro, e invece ormai molti, perché basta parlare con la gente in strada, preferiscono non mandare magari i propri ragazzi in centro città per non entrare in determinate situazioni di pericolo. La costruzione smisurata di centri commerciali appena fuori del centro storico per noi non ha una logica. Si è voluto, proprio c'è stata la volontà in questi anni di svuotare il centro città, impoverirlo e dare economia ad altri che non sono i trevigiani. Balbinot, che analisi fa? Faccio solamente apro una parentesi. Nel fine settimana si sono quotate 150.000 presenze a Treviso e questo è indicativo di come la città possa essere attrattiva, anche se ci sono appunto questi punti che ha toccato Mestriner, dallo svuotamento, insomma alla chiusura dei negozi, al tema sicurezza, che è un tema particolarmente delicato, soprattutto in questi ultimi mesi. Ma allora, 7.000 abitanti all'interno delle mura sono sinceramente pochi, avere 150.000 nel fine settimana ci dà delle piccole soddisfazioni, la città deve vivere 7 giorni alla settimana con quelli che possono essere picchi più o meno importanti. Dopodiché credo che gli affitti incidano tantissimo su quelle che possono essere le possibilità di vita all'interno delle mura, così come il fatto che ha toccato Mestriner sul fatto di quella che può essere un momento non di insicurezza ma di inciviltà che bisogna riprendere in mano e riordinarla per quello che può essere sicuramente un'esigenza importante. Io non manderei mio figlio il sabato mattina, se avesse 5 anni, a decidere che cosa fare nel pomeriggio trovandosi in quella che può essere Piazza Vittoria, magari lo manderei a farsi un giro a vedere appunto quella piccola Venezia che così incontra anche delle persone che provengono da altre realtà e fa anche delle importanti amicizie. Quindi rivedere quelli che possono essere punti importanti che riguardano appunto l'aspetto del turismo, di quelle che possono essere le riprese di questo paese. Parlavamo delle mura non più tardi di venerdì scorso, abbiamo fatto un convegno
con il Ministro che ha appunto dato finalmente mandato al Governo di riconoscere quella che può essere la struttura muraria come una struttura che va in questo momento difesa, e così sarà, entrerà in quello, saremo uno spazio importante per tutta la nazione, considerando appunto che siamo un paese che non solo il Medioevo ma ancora prima rimanda a quelli che sono fasti importanti che non possiamo cancellare solo perché vogliamo costruire un albergo piuttosto che qualsiasi altra cosa, devastando quello che è la parte architettonica di questa città. Lo ha fatto proprio uno degli amici appartenenti al gruppo di Fratelli d'Italia, che era quello che aveva dato inizio alla Umbralonga. Devo dire che Umbralonga può essere anche sconosciuta come quella che era un momento di attrazione per una volta in quell'occasione. Non ha devastato la città, ha dato sicuramente un brutto sviluppo, dopodiché hanno abbandonato. C'è bisogno di altre manifestazioni importanti, di altri eventi che credo si possono trovare anche attraverso dei piccoli mercatini che rimandino a quelli che sono i mercati di qualche realtà della nostra nazione, che si sviluppano magari solo in prossimità di quelle che sono le festività natalizie, e rimandando appunto a quella che è un'enogastronomia importante sul nostro territorio, che riprenda attraverso piccoli centri di cultura di questo tipo. Siamo un paese che ha prevalente l'agricoltura, abbiamo delle aree UNESCO che hanno dimostrato quanto importante sia quel settore, sviluppiamolo e portiamolo ad essere quella che è lo spazio importante per il turismo. Ho concluso il tempo a disposizione, ma sicuramente ci saranno altri spazi da qui alle prossime amministrative per avere ospiti. Li ringrazio per essere con noi Gino Balbinotto di Fratelli d'Italia, Maurizio Messrinari, candidato sindaco a Treviso per il Movimento 5 Stelle, e Roberto Comandelli del Partito Comunista Italiano. Grazie a tutti e tre. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3, nuovo appuntamento con Ring. Questo è il sondaggio di cui conosceremo questa sera proprio nel corso di Ring l'esito. Carne sintetica e farina di grillo, giusto difendersi i numeri di telefono, li vedete anche qui in sovrimpressione. Ospiti in studio questa sera saranno l'onorevole Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia per il Veneto, l'onorevole Gianantonio D'Arè, europarlamentare della Lega, Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Marco De Blasis del Movimento 5 Stelle. Tutto, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.